Allora, buonasera a tutti. La ragione di questa riunione è una ragione che abbiamo visto già in altre realtà, e per quanto mi riguarda dico che in altre realtà si sono dette delle cose importanti, però alcune probabilmente non siamo riusciti. Nel frattempo che i tecnici mettono a posto l'impianto, provo con la mia voce se riesco a farmi capire. Dicevo che in altre realtà della Sardegna, ma soprattutto nella zona di Arborea, si è scritto, si è parlato, si sono fatte anche delle assemblee, e per quanto mi riguarda, ma questo è solamente il mio giudizio personale, non mi è sembrato molto elegante a quella riunione dove si doveva parlare con i tecnici della Saras, i tecnici locali e altri tecnici e obiettori oppure persone che avevano già scelto, di portare tutti i bambini dell'asilo con le bandierine lì dentro, dove era un momento di poter decidere cosa si doveva fare in quella zona. Purtroppo non si è deciso niente, e per quanto mi riguarda io esprimo il mio giudizio, dico: ma ve lo immaginate se fosse successo nella mia comunità di Serramanno una cosa del genere? Probabilmente io sarei andato con i forconi, perché queste cose dico che non sono civili. Ma non sono civili per una ragione, è mancanza di rispetto dei bambini, perché i bambini devono crescere, devono scegliere la loro vita, devono scegliere anche quale sarà la loro strada da percorrere, e dovranno anche dire tutto quello. Non so, non funziona, si sente, e devono anche dire cosa vorranno fare. Tutto questo non è successo. Allora noi abbiamo deciso come amministratori socialisti di interrogarci. Cosa ci dobbiamo interrogare? Ci vogliamo interrogare per dire: ma sarà un disagio o sarà un'opportunità? A chi dobbiamo chiederlo? Lo dobbiamo chiedere ai tecnici, e lo chiediamo anche a voi. Certamente i giudizi saranno molto più disperati, ma è nostro dovere sapere cosa si dovrà fare nei nostri territori. Noi dobbiamo essere padroni dei nostri territori, e se ci sono possibilità che ci possano far crescere il territorio, io credo che tutte le strade devono essere percorse. Non dobbiamo pregiudizialmente andare a dire che probabilmente il progetto Eleonora è da buttare a mare. Niente di improbabile che sia da buttare a mare ad Oristano, ad Arborea, poco mi importa, anche se ci sono consiglieri regionali diranno la loro, ma c'è il parlamentare Mauro Pili, per esempio, che lo ringraziamo della sua presenza. Sono convinto che sarà anche lì una cosa che non sarà sicuramente, dicendo di no, non sarà sicuramente una cosa che non sarà sicuramente una cosa molto molto equa. Per quanto mi riguarda, allora i socialisti si interrogano per dire: noi dobbiamo essere padroni del nostro futuro, noi dobbiamo essere padroni delle nostre ricchezze, noi dobbiamo decidere però delle nostre ricchezze, se è vero che il sottosuolo è una ricchezza, ma soprattutto ve lo dice uno che è nato in questo territorio, che è cresciuto in questo territorio, che ha avuto l'economia dal sottosuolo. Vi dico qual era l'economia della nostra comunità. L'economia della nostra comunità era quella che c'erano i pozzi per abbeverare i nostri bestiami, c'erano i pozzi per poter attingere l'acqua, per poter medicare le vigne, perché noi avevamo una zona di alta di presenza di vigneti. E per quanto mi riguarda, credo, se era in passato una ricchezza il sottosuolo, perché non lo deve essere oggi, che oggi ci sono tutte le condizioni di poter dire qual è il miglior modo di sicurezza per poter estrarre dal sottosuolo questa ricchezza, se c'è. Perché si deve lasciare così, come dire, non utilizzata? Invece, se andiamo a guardare i paesi del nord Europa, che sono i paesi secondo me molto più presenti nella tutela dell'ambiente e soprattutto presenti nell'estrazione di questa materia, loro da decenni, anzi da 100 anni e più, riescono a estrarre dal sottosuolo queste cose. Noi stiamo, secondo me, partendo col piede sbagliato. Per quanto mi riguarda, io dico che Serramanna deve rimboccarsi le maniche, deve chiedere ai tecnici qual è la strada migliore, e se una ricchezza c'è, quella ricchezza non deve essere lasciata così a caso.
Per quanto mi riguarda, io ho terminato la mia introduzione, interverrò sicuramente anche dopo, perché probabilmente qualcuno mi chiederà perché io sono favorevole a scegliere e a approfittarne, se ricchezze ci sono, quelle ricchezze devono essere messe a disposizione delle comunità, non certamente delle multinazionali, ma vanno governate. Ecco perché io sono voluto intervenire fortemente e perché fortemente ho chiesto ai compagni, agli amici e soprattutto al parlamentare Mauro Crimi di presenziare a questa nostra assemblea per poter chiarire quali possono essere i vantaggi e non certamente i danni. Grazie. Dunque, noi avevamo una scaletta di lavoro che prevedeva una relazione del contenuto tecnico del tema in oggetto, ma il compagno che doveva relazionare è un po' impasticciato nell'impianto qua di compostaggio a pochi chilometri, e quindi prendiamo per buono l'introduzione di Vittore. Aggiungo, l'iniziativa nasce perché in termini politici ci siamo chiesti se poteva esserci un modo diverso di affrontare un tema delicato come questo di cui si parla, essendo un tema molto complesso, e perché ha ragioni di impatto ambientale, quindi di modelli di sviluppo, ma soprattutto è un tema che secondo noi non è affrontato con il dovuto equilibrio, perché quindi spesso c'è una tifoseria da curva nord che si schiera in un modo, una tifoseria, anzi tutti quelli che invece pensano che questo progetto abbia delle validità di ragioni sociali ed economiche e anche di impatto ambientale non devastante, paradossalmente non si sentono parlare. Cioè, in questi casi parla più chi è contro che chi è a favore, e chi è a favore spesso non ha neanche il coraggio perché io sono stato all'assemblea di Arborea, cioè, temi delicati come quelli non si affrontano portando scolaresche delle scuole elementari, cioè non c'è la serenità necessaria, anche perché quello era un appuntamento di natura tecnica, non era un appuntamento di natura politica, è un obbligo di legge che la Regione, a seguito della richiesta di una valutazione di impatto ambientale, fa pubblicamente e sente le ragioni dell'opinione pubblica, non dei bimbi che svolazzano la bandierina no al progetto Noi ci siamo chiesti, ma ci può essere un modo diverso di affrontare il tema, non per dire a prioristicamente siamo favorevoli o meno, ma per ragionarne. Io provengo da un'esperienza sindacale, quindi sono uno dei tanti, spero, convinti industrialisti. Non sono di quelli che si è iscritto al partito del troppo facile definire gli errori dell'industrializzazione in Sardegna, perché a tempo di molti ha creato solo disastri e rovine nei siti industriali. Io sono convinto che le ragioni della crisi che stiamo vivendo e che è accentuata dal 2008 in avanti è proprio dovuta al fatto che, piuttosto che difendere l'economia reale, gli stati, compresa la regione, ci siamo tutti affascinati dalla facile ricchezza e dall'idea che si potesse diventare ricchi non producendo i beni reali, economia reale, ma scaldando soldi. Per cui si è ingigantita una bolla di debito, dei cosiddetti debiti sovrani, e quindi si prestava soldi a debito, prestavano 100 milioni a me e io non potevo restituirli, il mio debito lo vendevano a Torre Carao
poi a Mauro Pivi e via, però alla fine qualcuno lo doveva pagare questo debito e ci stiamo affascinando dell'economia finanziaria e diciamo sono qui davanti a loro. Ecco, io credo che una delle ragioni della crisi industriale in Sardegna e del fatto che il modello industriale anche catapultato da fuori sia andato in crisi, una delle ragioni stanno proprio nel costo dell'energia. E credo, posso garantire che anche se noi decidessimo così, se fosse facile, uscire da questo modello di sviluppo e quindi passassimo le ruste e togliessimo tutto il ferro piantato per terra nei siti industriali e decidessimo un nuovo modello di sviluppo, credo che non ci possa essere nessun modello di sviluppo senza avere la possibilità di avere fonti energetiche disponibili e a costo competitivo. Oggi non ci sono fonti energetiche disponibili perché dipendiamo totalmente dal fossile petrolio e dal carbone, dalle centrali alimentate a carbone, dal carbone che viene da fuori, perché l'unico carbone che è presente in Sardegna non ce lo fanno neanche estrarre. E dico anche che qualsiasi modello di sviluppo, ma insomma qui sono tante donne, tanti uomini che magari cucinano tutti i giorni un piatto di spaghetti, ma perché io che vivo in Sardegna mi deve costare più che al cittadino romano cucinare un piatto di spaghetti? Per quale ragione io non devo avere le stesse opportunità? O mi danno la possibilità di avere una fonte energetica come quella che passa nel tubo che attraversa tutto lo stivale d'Italia, e quindi la grande rivendicazione che mi pare che stia morendo proprio per per l'incapacità della politica, il tubo Galsi, tanto contestato anche questo, guarda caso dagli stessi che contestano il progetto coreano, sta morendo quell'infrastruttura, e quell'infrastruttura alla Sardegna e al popolo sardo darebbe tante risposte, e quindi io penso che l'approccio al tema metano debba essere affrontato in questi termini. La Sardegna ha bisogno di una fonte fossile come il metano, ne abbiamo bisogno e ne abbiamo diritto a rivendicarlo, che arrivi dal Galsi, che arrivi dal GNL, quindi con i rigassificatori, che arrivi da sottoterra, se è vero che c'è sottoterra, e io ritengo che nessuna delle modalità Galsi, rigassificatore o trivellazione ed estrazione da sottoterra del metano, nessuna di queste è contrapposta l'una all'altra, hanno all'interno addirittura tutte le tre modalità un equilibrio che va cercato prima di tutto avendo chiaro il quadro di riferimento entro cui collocare l'uso di questa risorsa, i soggetti che dovranno utilizzarla e soprattutto le modalità e la gestione equilibrata della ipotesi della trivellazione. Il progetto Arborea è la ricerca che ha fatto la Saras per vedere se davvero sottoterra c'è metano, secondo loro c'è. Io ritengo che oggi, se dovessimo decidere, o chi dovrà decidere di dare disco verde a questo progetto, io credo che però il compito di tutti noi è quello di essere protagonisti nell'utilizzo di questa fonte. Ora qualcuno dice, l'ho sentito dire dall'Arborea, una signora, una compagna ambientalista, ha detto tante cose dei problemi che può causare un'opera come quella, che sarebbe distrutto una filiera, una cultura agricola come quella di Arborea. Io un giorno vorrei avere la possibilità di discutere serenamente con gli ambientalisti della positività di quel sito e della positività di un'intrapresa come la 3A.
che è una delle migliori realtà produttive esistenti in Sardegna e nel panorama nazionale. Ma per arrivare a questa positività spessissimo si devasta quel territorio, perché per produrre quel latte non tutte le batterie sono a norma ambientale, è il sito più diciamo così dove c'è la maggior presenza di amianto, perché tutte le stalle delle batterie è amianto, e spero che prima o poi ci sia un prefetto che abbia il coraggio di porre la bonifica di quei tetti che bonificati potrebbero dare ulteriori opportunità di energia rinnovabile a disposizione della stessa filiera produttiva del latte e degli stessi agricoltori. Però ho sentito tante cose, insomma, si snaturerà una cultura storica, eccetera, eccetera. Io, cioè, molti di voi sapranno, in Italia noi produciamo uno spumante che è l'astigancia. Nel sito di Asti e lì intorno ci sono 5 trivelle che pompano metano 24 ore su 24. 2 di queste trivellano proprio nel cuore delle vigne che producono l'uva per fare uno degli spumanti che si vende di più al mondo. Eppure vive la trivella, pompa il metano, vivono le vigne, ogni anno incrementano la vendita delle produzioni in termini di qualità, in termini di quantità. Quindi io credo che le possibilità per tenere insieme le esigenze di entrambi ci siano, solo che bisogna ragionarne e ragionarne con la serenità che magari arriviamo tutti a dire di no al progetto del metano, se dovesse esistere. Però sarebbe bene arrivarci con un ragionamento, anche perché noi abbiamo pensato, ma ragioniamone non di noi, prima di tutto, e poi anche con gli altri, con il contributo dei no, dei sì, dei ma, dei ni, perché altrimenti non se ne esce. Insomma, noi poi ci lamentiamo che insomma, guarda, poi sta crescendo un'altra filosofia, cioè molti di voi avranno visto anche manifesti elettorali dove si invoca la decrescita felice. E, insomma, noi stiamo vivendo dal 2008 in avanti una crisi che sta devastando, distruggendo l'economia sociale, perché non cresciamo. Ma c'è qualcuno felice che dal 2008 in avanti stiamo attraversando la peggior crisi che abbiamo conosciuto? E io non vedo gente sorridere quando chiudono le fabbriche, gente sorridere per le piccole e medie imprese che chiudono a decine e decine di giorni. Io credo che si è più felici se si cresce, non se si decresce. Il punto è la modalità con la quale si deve crescere. Aggiungo un'altra cosa e poi chiudo. Io ho letto il progetto Eleonora, si sono dette tante cose, insomma, poi tecnicamente non è neanche il caso si è detto andando giù, trivellando, tireremo fuori, cioè non avremo più l'acqua potabile, ma avremo l'acqua salata che si infiltra non so, quando si trivella, come si cresce andando sopra ogni centimetro accertato, non c'è neanche un forellino che possa. Il progetto realizza la trivellazione. Se fossimo fortunati, ammesso che daranno il consenso, chi deve dare il consenso, se fossimo fortunati e ci fosse davvero il metano, come si pompa il metano? C'è una valvola che lo chiude e non è il metano di proprietà di chi è trivellato, non sarà la Saras proprietaria, la Saras parteciperà
alla richiesta per la concessione dell'utilizzo di quel metano, ma anche ammesso che si ubriacassero tutti in regione e decidessero di darlo a chi ha trivellato, a chi ha fatto la ricerca e quindi alla Saras SpA, io credo che i sardi abbiano il diritto e dovere di infilarsi nel processo della concessione, perché non possiamo ancora una volta delle nostre ricchezze far arricchire chi ha potere economico più di noi. Ecco, la titolarità di quella concessione è tutta dei sardi, perché la concessione la deve dare l'assessorato all'industria, non è lo Stato il padrone cioè è la regione che deve dare la concessione mineraria per gestire quella cosa. E io credo che se superassimo tutta la discussione fino ad arrivare a vederlo il metano, io penso che lì sarà delicato ed è lì che deve pesare la politica. È lì, Mauro, che secondo me i parlamentari sardi devono, se la regione non ha la schiena dritta per gestire correttamente questa concessione, dovreste aiutare a raddrizzare la schiena, magari allenandomi un po' più di muscoli, perché guardate che nel mondo ora si dice per legge la Saras deve dare il 10% delle royalty dei profitti della vendita del metano, ammesso che abbia la concessione. Per esempio, se andate a vedere quello che ha deciso il governo norvegese per il petrolio che tirano fuori dalla sottosuolo e del metano che tirano fuori, danno il 75% di royalty al governo norvegese. Non è per niente che hanno un welfare state molto più brillante di quello che abbiamo noi. La Gran Bretagna dà in qualche modo concessioni, ma ha ritorni di royalty che vanno dal 35 al 50%. Io non dico di copiare la Norvegia, di copiare la Gran Bretagna, dico però che i sardi e la Sardegna, chi li rappresenta, deve sedersi a tavola con la schiena dritta e dire: ammesso e concesso che si tiri fuori il metano, quando si dà la concessione devo sapere cosa me ne viene di vantaggio a me, cittadino, che mi devo cucinare gli spaghetti, cosa ne viene al sistema delle piccole e medie imprese, cosa ne viene al mondo dell'artigianato in termini di costo energetico per le loro intraprese economiche. Ecco, io affronterei così il tema. Dopodiché, guardate, le tecnologie che ci sono oggi a disposizione sono tali e così numerose che il problema per gestire correttamente e in sicurezza questo aspetto non c'è. Noi vorremmo ragionare di medico, non a maglietta scritta pro SARS, contro SARS. Avevamo invitato rappresentanti politici, noi ringraziamo Mauro perché ha accettato l'invito, abbiamo invitato anche la Nuova Marocco, abbiamo invitato del territorio Cuccu. In questi casi, guardate, io sono sempre per apprezzare chi si presenta e mai per giustificare chi si assenta, perché non sono gli incontri informali segreti con la Saras che fanno avanzare questo progetto. Quegli incontri segreti non hanno portato da nessuna parte e Arborea lo ha dimostrato. Non è portando a pranzo un sindaco o un consigliere regionale o un consigliere provinciale che il progetto avanza. Avanza se si ha il coraggio di parlare anche con chi è contro, per dare voce anche a chi ha più di una perplessità rispetto al progetto. E quindi non si dice sì alla Saras in un pranzo informale e poi non si ha il coraggio di venire in un dibattito pubblico a spiegare le ragioni del perché si dice sì alla Saras. Questo sta avvenendo, Quindi le assenze spesso hanno più ragioni di natura tattica e opportunistica piuttosto che ragioni di merito, e questo me ne dispiace, perché io sono anche affezionato in termini di amicizia a Sio, è stato anche il mio presidente di squadra del calcio, quindi però doveva essere qui lui oggi,
deve essere qui e confrontarsi anche con Mauro Pini se per caso hanno posizioni diverse, confrontarsi, farsi sentire da chi ascolta. L'onorevole Cufu che prende voti in questo territorio deve dirlo alla gente cosa ne pensa, non lo deve dire nelle segreterie e nell'informalità delle relazioni, lo deve dire qui, pochi, molti che siano, ma lo deve dire pubblicamente. Non è che si dice da una parte noi siamo favorevoli, l'ho visto, l'ho letta all'ordine del giorno che ho presentato anche il Consiglio regionale, non è solo lì, bisogna andare e oggi il sistema delle relazioni, il sistema dei processi decisionali non sono più quelli di una volta. Prima, qui parlo in casa di San Romana, prima, quando esisteva la politica con la P maiuscola, si prendevano le decisioni le prendevano anche nelle sezioni e c'era un coinvolgimento nella discussione. Oggi invece spesso un sindaco prende decisioni da solo, si alza un gruppo di ambientalisti che hanno anche ragione di alzarsi e quello non è più in grado di gestire un processo decisionale. E quindi bisogna parlare con la gente. Noi abbiamo voluto fare questa iniziativa proprio per sentire le ragioni di tutti quelli che la pensano con noi, di quelli che hanno. Io ho più di un dubbio, ma più che dubbi sul modo come trivellare, come tirare fuori il metano, eccetera, io ho paura che i nostri rappresentanti politici non siano coscienti della grande opportunità che può dare il metano. Noi abbiamo bisogno di metano, noi abbiamo più bisogno di metano che di petrolio. Il metano costa di meno, il metano inquina di meno. Il metano non ha prodotti aromatici, il petrolio ha prodotti aromatici, e quindi se c'è sottoterra bisogna tirarlo fuori e bisogna gestirlo nell'interesse certo di chi investe, ma anche dei sardi che calpestano il suolo dove praticamente il metano dovrebbe essere messo da sotto. Grazie. Grazie Giorgio, noi abbiamo preparato una scaletta, adesso nella scaletta c'è la persona per Simone Azzini, economista, che ci illustrerà lui la sua. Abbiamo 5 interventi già, poi se ci sono persone che vogliono essere Sandro Maroglio, tu ci sei già scritto? Sì, forse il rappresentante del sindacato Francesco Carta parla a nome unitario del CGIL di Signoria. Segretario della Grazie, buonasera, come al solito grazie anche per l'invito non è di maniera, non sono di maniera i complimenti. Non va? Ah, ok. Sì, io ho preso degli appunti prima di venire, il primo appunto che avevo preso l'ha detto proprio Giorgio Asuni uguale, cioè questa non penso che sia materia da cui Manofferi va a sud. Cioè noi siamo abituati è un periodo nel quale stiamo interpretando le scelte, soprattutto le scelte delle politiche, non solo della politica, come se fosse tutto roba da derby, da stadio, io sono con quello, io sono con quell'altro, eccetera. La seconda cosa è che ogni volta che si va a toccare la tutela delle risorse ambientali entriamo dentro a un tema che è complicatissimo. Non è un caso che molti studiosi ormai lo chiamano in modo diffuso il complicatissimo equilibrio fra uso e tutela delle risorse. E proprio perché ed è complicatissimo perché ci sono i due estremi. Da una parte la tutela perfetta, io prendo un territorio, metto una campana di vetro intorno, posto che riesco a conservare l'ecosistema, metto una campana e tutelo perfettamente. Dall'altra parte io ho invece l'uso spropositato.
basta guardare i film che anche si girano in questi giorni sulla conquista del territorio negli Stati Uniti per il petrolio, e si vede quali danni ambientali sono stati creati. Fare equilibrio tra queste due esigenze è una cosa molto complicata, e non è un caso che ragionare in modo tecnico prima di assumere le scelte politiche, delle politiche, non solo della politica, aiuta il politico stesso a oggettivizzare. Cioè l'ingegnere, l'economista, il legale, eccetera, eccetera, il geologo servono a oggettivizzare non la scelta, ma gli elementi di scelta, le alternative di scelta. In questo caso di cui si discute questo pomeriggio, il tema principale, io penso, lo snodo principale della questione, penso che sia la competitività delle imprese. Perché la somma della competitività delle imprese, o la sintesi della competitività delle imprese, dà la competitività del sistema economico, e in particolare nel nostro caso del sistema economico regionale. Non c'è più dubbio alcuno, in particolare quando analizziamo il sistema economico nostro, della nostra isola, che il costo dell'energia sia un fattore di competitività. Su questo ormai non c'è più dubbio, e mi permetto di darvi qualche numero per illustrarvi proprio in modo, spero, il più semplice possibile, anche se il tema lo è tutt'altro, per illustrarvi quale livello di competitività oggi noi stiamo progressivamente smagrendo. Allora, intanto competitività non vuol dire solo vendere, vuol dire anche attrarre investimenti. E non è detto che debbano per forza essere attratti dall'esterno. Quindi il primo concetto che vorrei proporvi è quello di convenienza a investire in Sardegna. Un recente studio dell'Ocse ci suggerisce il rendimento di 100 euro investiti nel comparto industriale in tutti gli stati europei, compresa l'Italia. Tra il 1999 e il 2011 la media del rendimento per 100 euro investiti nel comparto industriale in Germania è stata di 3,7 euro. Quindi io investo in Germania 100 euro nel comparto industriale, quei 100 euro annualmente mi rendono 3,7 euro. In Italia 0,6 euro. Se io faccio un esercizio di stima che sarà affinato da qui a un anno anche da un gruppo di lavoro che ho l'onore, peraltro che ho l'onore di coordinare, indegnamente peraltro, se io provo a estendere questo esercizio di stima dell'Ocse alla Sardegna, ottengo, a fronte di 3,7 in Germania e a fronte di 0,6 in Italia, ottengo 0,35. Quindi ogni 100 euro investiti nel comparto industriale in Sardegna rendono ogni anno 0,35 euro. Che significa che o uno vive, penso, 300 anni, o altrimenti non vi vede il margine di guerra. Allora, la maggior parte degli osservatori a questi numeri eccepiscono la seguente osservazione: certo, ma tu stai controllando i dati dal 99 al 2011, quindi con il problema della crisi. Allora proviamo a depurare. Se io gli stessi dati li controllo, studio Ocse, tra il 1999 e il 2008 ottengo che il tasso di rendimento in Germania è di 4,6 euro contro i 3,7 compresi negli anni della crisi, 2,2 in Italia, 1,4 in Sardegna. Quindi continuiamo a essere molto indietro e continuiamo a essere pressappoco indietro del 30% rispetto all'Italia, dove, siccome il traino è il centro-nord, per un effetto statistico possiamo ragionevolmente dire, tutto da affinare, che noi abbiamo una diseconomia di installazioni industriali in Sardegna pressappoco del 30% rispetto al centro-nord.
Primo ragionamento, il vero problema, a voi dall'Unione Europea a raccontarcela diversamente, il vero problema non sono gli investimenti fissi lordi, cioè non sono gli investimenti delle imprese, ma è la produttività del capitale, che è quello che abbiamo appena detto. Cioè non è che la gente viene a investire in Sardegna perché ci sono i fondi comunitari che danno soldi a fondo per il 50% e il 35% quello che è a fondo perduto, perché dovremmo avere un tasso di rendimento del 50% inferiore alla media europea, ma noi ce l'abbiamo molto inferiore, 3,7 contro 0,35. Noi siamo il 10% della Germania in termini di tasso di rendimento. Secondo ragionamento, la produttività del capitale dipende dal valore aggiunto. Qui mi fermo un attimo per cercare di spiegare, perché poi entriamo in concetti macroeconomici che sono quasi inarrivabili. Allora, facciamo finta di essere un falegname. Io devo comprare del legno per costruire un tavolo. La differenza di prezzo fra il legno e il tavolo posso idealmente, solo idealmente, è tutto molto più complicato, ma posso idealmente imputarla come valore aggiunto. La creatività dell'artigiano, la manualità dell'artigiano e le ore di lavoro e l'ammontamento che devo mettere in termini di consumo dei macchinari che uso, quello potrebbe essere idealmente, solo prezzamente per capirci noi, individuato come valore aggiunto. Allora, in questo momento noi abbiamo, come abbiamo appena visto, circa il 30% di valore aggiunto in meno prodotto rispetto al centro-nord Italia per unità di investimento. Da cosa è dovuto questo 30%? Qui entriamo nei problemi, perché fare stime, l'economia, come tutti sapete, è una scienza sociale. Noi non possiamo riprodurre noi economisti non possiamo riprodurre in laboratorio la natura, non facciamo la fotosintesi clorofiliana perfetta, perché tutto dipende dagli umori anche dei decisionisti, dei decisori, di quelli che decidono ad alto livello, e allora abbiamo l'obbligo di stilizzare, di provare a modellizzare, e ci proviamo. Secondo alcune stime, Banca d'Italia e devo dire anche Banca Europea degli Investimenti, questo difetto di valore aggiunto è imputabile per una forbice fra il 20 e il 22% al costo dell'energia, in Sardegna parliamo, tra il 15 e il 17% al costo di trasporto, tra l'8 e il 9% alle diseconomie funzionali, cioè alla struttura generale del nostro sistema economico che è più debole, più gracile, e quindi qualunque vento lo butta giù o lo piega, e per l'11% a diseconomie frizionali, cioè cose che succedono nel momento, congiunture economiche negative, sfortuna, come fu lo shock petrolifero per 6 anni, metà degli anni 70 e quant'altro. Abbiamo un altro problema però rispetto ad altri territori, che noi non riusciamo a recuperare lo svantaggio del costo energetico grazie alle economie di scala, perché non abbiamo grandi imprese. Non avendo grandi o grandissime imprese, noi non recuperiamo, producendo grandissima quantità o mettendo in funzione grandi catene di produzione, e non recuperando vuol dire che questo per noi è un costo secco. Solo in alcuni casi, anche qui decrescita felice, diceva Giorgio correttamente, alcuni ci dicono il problema della Sardegna lo potete risolvere facendo 1000 centrali, microcentrali fotovoltaiche in ogni condominio e tutto il sovrappiù viene messo in rete. Peccato che questi modelli esistano, ma esistano intanto in luoghi molto più densi dei nostri. Noi siamo la terza regione più grande d'Italia per estensione e la terzultima per popolazione, anzi per densità insediativa, il che significa che abbiamo tanto spazio. Quindi se tu fai un modello smart grid riesci a coprire, secondo Enea, non più dell'8% del fabbisogno energetico. Quindi questo non funziona. Fare l'investimento nel metano può essere un aiuto. Chiaramente fino ad ora abbiamo parlato soltanto di benefici economici, ma quando si fanno investimenti che vanno a impattare i beni pubblici,
soprattutto per i pubblici collettivi, bisogna confrontare questi benefici economici con i costi sociali. È chiaro che noi abbiamo dei rischi e che questi rischi vanno affrontati. La mia opinione è che almeno valutiamoli. Ci sono dei movimenti in questo momento in Sardegna che dicono per questo progetto, e lo dissero anche per i Gassi, nessuno si permetta di mandare avanti questo progetto. Io mi permetto di dire, mandiamo avanti questo progetto almeno fino alla valutazione del servizio SABI della Regione. Il servizio SABI della Regione, dell'assessorato all'ambiente, farà una valutazione di impatto ambientale, che ragazzi è roba da matti, superare quell'esame è roba da matti, ma se dovesse questo progetto superare quell'esame, la domanda è perché no? Perché quella è una valutazione di una complessità. Non so chi vi si sia avvicinato a quella valutazione, ma è difficile pure arrivare vicino all'ufficio. Immaginatevi superare quella valutazione. Allora, se un progetto di questo tipo supera quella valutazione, vuol dire che si può fare e che il costo sociale del danno ambientale non riesce a superare il beneficio economico, e quindi la cosa si può fare. La mia proposta è facciamocelo almeno arrivare e poi vediamo. Seconda cosa, se questo progetto si dovesse fare, va fatto bene. Farlo bene significa un po' quello che ha detto Giorgio Asuni un attimo fa, e cioè fare le cose per bene. Un esempio, certo, lasciare che sia il popolo sardo, attraverso le istituzioni che lo rappresentano, a avere i benefici anche in termini di bilancio pubblico. Ma ne aggiungo un'altra molto più grezza e molto più... Attenzione con questi investimenti, se li dobbiamo fare, a non creare delle fratture territoriali. Per esempio Galsi aveva un problema serio, perché andava nella dorsale occidentale e non era previsto alcun investimento per connettere la dorsale orientale. Per ragioni professionali ho dovuto occuparmi di questo tema e ho calcolato, per esempio, stimandolo, che gli alberghi della costa orientale della Sardegna avrebbero avuto uno svantaggio in termini competitivi rispetto agli alberghi della costa occidentale. Ma gli alberghi della costa orientale sono molto di più degli alberghi della costa occidentale. Villa Simius, per esempio, sarebbe stata pesantemente, cioè ci sarebbe stato nel prezzo della camera un incremento del 15% non dovuto a null'altro che il fatto che non arrivavano i tubi in orizzontale, scusate se parlo grezzamente, i tubi in orizzontale da occidente a oriente. Per cui se questo progetto va fatto, che lo si faccia, se lo si può fare, a patto che vi siano poi a valle gli investimenti industriali che consentono una corretta ripartizione della risorsa. Se la devo vedere, per chiudere, con una provocazione, lo dico prima, è una provocazione, quindi non prendetela alla lettera. Se mi dovessi preoccupare oggi dello stato ambientale del territorio della Sardegna, più che di queste trivellazioni, mi preoccuperei dei numeri che stanno girando anche al Ministero dell'Ambiente, e cioè pare che un sesto del territorio della Sardegna, 440.000 ettari, siano sottratti allo sviluppo in quanto inquinati talmente tanto, che purtroppo non ci si può fare nulla se non prima bonificare e sperare che il tasso di inquinamento raggiunga livelli più normali per poter applicare lo sviluppo. E questa cosa non è che mi preoccupa perché io ho paura di ammalarmi passeggiando in strade vicine a luoghi ad alta densità di metallo pesante. Mi preoccupa perché il mio amico che fa il formaggio senza colesterolo mi dice che gli stanno finendo i pascoli buoni per fare quel formaggio che ormai lui è già in grado di esportare in Giappone e negli Stati Uniti, riconoscendo una porzione importante del valore aggiunto che crea esportando ai pastori sardi. I miei amici che fanno uno straordinario Carignano a Sant'Adi mi dicono che hanno paura perché hanno
più richiesta del prodotto, hanno paura a sconfinare rispetto alle proprietà dei loro conferitori, perché sconfinando potrebbero andare in un posto molto inquinato. Allora, prima delle trivellazioni, se vogliamo essere onesti, prima delle trivellazioni preoccupiamoci di quelli che fanno i beni, che hanno speso un sacco di soldi per fare i beni agroalimentari della Sardegna di super lusso e che li vendono con grandissimo valore aggiunto e beneficio che torna qui, e poi dopo ci preoccupiamo forse dei dettagli. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Simone Zeni. È in scaletta Sandro Marongio, ex sindaco di Salamanca per 10 anni. Vecchio, quindi sindaco vecchio. Susile Bubeccio. Sono contento che non c'è invece dai Allora, intanto ringrazio, ho accettato ben volentieri l'invito dei Tore, dei socialisti sardi a questa assemblea aperta, a questo dibattito su uno dei temi che forse da 10 anni a questa parte tocca di più la comunità salamanese, sulla quale si sente assolutamente tocca di più la nostra comunità e sul quale non si sa quasi nulla, se non c'è ancora il giornalista dell'Unione, sì, beh, qualcuno c'è, se non quelle notizie che appunto appaiono sul quotidiano L'Unione Sarda. Quindi senz'altro occorre saperne di più, occorre conoscere anche le sfaccettature della questione e i particolari, la forma. Per esempio, si è saputo che c'è stata una conferenza di servizi la scorsa settimana a Cagliari. Non si sa se le conferenze di servizi possono essere o consultive o anche decisive, non si sa di che livello potesse essere quella conferenza di servizi. E poi anche per un altro motivo, perché l'impatto sulla nostra comunità, diciamo che questo è il motivo principale che mi ha portato a essere presente e ad accettare anche di fornire il mio contributo. Mi ricorda tanto 10 anni fa il discorso dell'impatto che ha avuto il progetto del raddoppio della linea ferroviaria su Salamanca. Io non voglio assolutamente ricordare nulla di pro, di contro, chi si è convinto, chi non si è convinto, chi giustamente era convinto e in partenza è rimasto della sua opinione, ma una cosa c'è stata in quegli anni, perché non furono soltanto i 90 giorni della conferenza di servizi. In quegli anni, almeno i 2 o 3 anni che sono trascorsi dalla attivazione della conferenza di servizi al momento di inizio dei lavori, quindi alla progettazione esecutiva, quindi già con tutti i pareri di impatto ambientale, di copertura finanziaria, di amministrativi necessari, quindi superati, non è mancato il dibattito, cioè non è mancato nessun momento di confronto da qualunque parte potesse sorgere appunto la necessità, cioè dai contrari a priori, dai favorevoli, dai favorevoli a priori, dai sì ma, dai sì però. Quindi c'è stato proprio un confronto, a volte anche aspro, tra persone, amministratori, cittadini che appunto hanno messo la loro faccia in questi dibattiti, altri l'hanno messa dietro i pilastri, e comunque la decisione, ve lo posso, almeno quelli che ci tengono ancora a conoscere appunto gli esiti di quella questione, le decisioni sono state prese tenendo conto anche dei pareri di chi che sia, anche delle proposte dei comitati del no. Il risultato, diciamo così, è, ripeto, io non voglio dire che sia stato
né positivo né negativo, ma il risultato è stato probabilmente quello che assomiglia di più alla volontà popolare, alla volontà appunto della cittadinanza di Serramanna. Oggi su questa questione manca appunto proprio la pur minima informazione, manca la pur minima un minimo dibattito, diciamo così, dove ci si possa confrontare tra chi è convinto di un no assoluto e chi è invece no. Perché? Ma non è che in questi momenti, in questi periodi, lasciarsi sfuggire un'opportunità possa essere dannoso, comunque controproducente, e potremo pentircene un domani. Quindi l'iniziativa di oggi, anche a me dispiace che manchino alcuni appunto dei relatori che nella locandina appunto sono presenti, perché non siamo nati ieri, insomma, viene fuori, si capisce insomma che probabilmente il dibattito, il venire a conoscenza di cose probabilmente o le modalità, io non so, l'assenza senz'altro, le assenze senz'altro lasciano intendere che almeno fino a oggi in questa fase non ci sia una disponibilità di collaborare e di confrontarsi. Questo volevo dire perché credo che comunque quale che sia l'esito e quali che siano i tempi che porteranno a un sì o a un no sono anche condizionati da quello che si fa in quel momento, in quei mesi, in quegli anni anche probabilmente. Quindi dovremo cercarci soprattutto questi momenti, perché ognuno di questi può essere decisivo per un pezzo di, diciamo, di decisione appunto sul futuro, e comunque una decisione finale che giustamente devono dare chi è deputato a questo, in questo caso il comune di Serramanna. Io penso che anche il comune di Serramanna le scorse settimane abbia giustamente detto un no, perché probabilmente questa mancanza di informazioni c'è qui, ma c'è anche a livelli più alti, quindi l'andare a ricercarle, proprio a stanarle di dove ci sono, attraverso appunto la collaborazione anche di specificità, di professionalità che possono essere utili alla causa, quindi anche alla conoscenza di queste questioni, danno sicuramente a tutti noi un pezzo di informazione che poi dopo può rendere davvero cittadino partecipe di decisioni strategiche del suo comune, ma anche del territorio, e in questo caso, trattandosi di energia, anche della regione, degli interessi nazionali, trattandosi appunto di energia. In un momento in cui c'è tanta confusione, si fanno accordi, si firmano i contratti o gli accordi per il gas, poi si fanno accordi con la Russia, si finanzia appunto la meccanizzazione dei comuni, e poi si danno appunto, si attivano progetti come questo appunto di estrazioni mirate locali. Questo progetto, un progetto unico con Arborea, che riguarda credo non solo il comune di Serramanna, ma tutta la zona del subramo di Serramanna. Quindi andare proprio questo è il mio auspicio, che oggi intanto credo che tutti noi andiamo di qua anche un po' più informati, ma che questo incontro deve servire anche per innescarne degli altri, sicuramente, cercando appunto di non portare appunto la discussione a curva sud contro curva nord, o destra contro sinistra, oppure maggioranza contro l'opposizione, perché questo non è e non deve essere
se appunto si analizzano le questioni così come sono. Quindi ringrazio ancora il gruppo dei compagni socialisti sardi e se necessario sarò con voi per ulteriori fasi appunto di conoscenza e do la mia disponibilità per il futuro. Grazie Sandro Marongi, è stato molto esauriente il suo intervento. Una ragazza che chiedeva, che non so il nome, mi scuso, non sono un cavaliere, però se me lo dici me lo ricordo il tuo nome. Daniela Concas. Daniela Concas, vieni, se vuoi intervenire ti chiamo anche Misoro. Buonasera, sono Daniela. Sono una delle esponenti di un comitato ovviamente cittadino che in questo momento appunto è per il no per queste progettazioni. Infatti niente, avrei preferito sicuramente intervenire dopo aver sentito tutti, perché mi piace prima ascoltare e poi intervenire. Niente, allora di fatto c'è questo. Innanzitutto parto dal presupposto che c'è un trattato del 2005, il trattato di Aarhus, che dice che la partecipazione dei cittadini a, diciamo, tutte queste convenzioni in materia ambientale eccetera sono pubbliche, quindi loro possono assolutamente partecipare a tutto, e molto spesso questo non avviene perché il cittadino o si informa da sé oppure deve essere informato tramite comitati, tramite convegni esterni, oppure deve scoprirlo il giorno prima e presentarsi magari a una conferenza che può essere interessante come questa e vedere un pochino cosa viene detto, cosa si fa all'interno delle amministrazioni, cosa pensano i nostri amministratori, i nostri paesi e tutto quanto. Allora, voglio precisare anche una cosa che non è corretta: i bambini che sventolavano ad Arborea sono il futuro di questa terra. Il futuro di Arborea sono proprio i bambini, quindi hanno tutto il diritto di sventolare, no, sì, quello che è opportuno, perché se non pensiamo al futuro di quelli che vengono, qua sicuramente facciamo degli scempi di cui non ci rendiamo nemmeno conto. Per che cosa? Per magari 25 anni di metano, per 30 anni di metano, e per chi questo metano? Sicuramente non a vantaggio nostro, perché come sempre qua ci sono magari le grandi promesse, vengono le grandi industrie, viene la Saras, viene la Portovesme SRL e impiantano tutto quello che vogliono impiantare, lasciano tutto uno schifo che mi è piaciuto come l'abbia ben descritto infine il signor, insomma, il relatore dell'economia, insomma, che mi scusi non ricordo il nome. E ovviamente la parte più importante è proprio quella che c'è sicuramente prima di tutto da bonificare, perché il nostro territorio è veramente penoso sotto questo aspetto. Vi faccio presente che il SIN, che praticamente è un insieme di siti italiani che sono assolutamente devastati, quindi non ricordiamo anche Taranto per Riva eccetera, non sono sicuramente inferiori in Sardegna, i nostri, a tutti questi che vengono presentati. Anzi, Greenpeace ci definisce come la regione più inquinata d'Italia. Ciò significa che noi abbiamo bisogno sicuramente di bonifiche, non di altre cose, che intervengono per un'economia posticcia, un'economia che non ci appartiene e che sicuramente viene a devastare ancora una volta. Come può non essere devastante andare a 3000 metri, qualunque cosa si faccia verrà fatta perforando, perché non venitemi a dire che lì è morbido, che c'è la gomma a piuma, ci metto le mani e scava scava, arrivo a 3000 metri. Non è sicuramente così, 3000 metri li devo raggiungere e li raggiungo per fratturazione. La fratturazione si chiama fracking e se non è fracking è comunque devastante, perché siamo a 3000 metri, prima in verticale e poi in orizzontale, perché comunque bisogna andarlo a prendere questo metano e a farlo fuoriuscire. Se lo fai fuoriuscire solo in un modo, e ripeto, bisogna fratturare, che questa sia argilla, che non sia argilla, lo devi fare in un modo comunque devastante. Devastare significa che stiamo continuamente violentando la Sardegna. A noi tutto questo metano sinceramente non è che ci serva, perché anche la Saras è venuta e ne abbiamo delle bollettone, che la Saras sinceramente, che c'entri o non c'entri questo non lo so, ma ha dichiarato anche in un giornale come l'Unione Sarda diversi giorni fa, quindi non è che lo invento io, non è una mia invenzione, non è una mia opinione, ma una cosa dichiarata, è il mercato che decide i prezzi, quindi assolutamente non siamo noi a fare la politica del nostro paese, perché non ci viene spesso consentito, nel senso che il mio no sicuramente non è il no di Daniela Concas, ma il no, non è neanche il no di 3-4 persone, né di un comitato, ma di tutte quelle persone che pensano che l'ambiente abbia un valore e ce l'ha per il futuro di questa terra, che sta diventando veramente qualcosa di assurdo per come viene violentata continuamente, per come viene assolutamente lasciata in mano delle
multinazionali di tutto quello che vogliamo e che la lasciano così com'è. Io sono di Salluri e vi assicuro che vicino a noi c'è Fruttei, è un lago di metalli pesanti. Noi abbiamo la più alta incidenza di malati di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, che è una malattia che non perdona. Faccio parte anche di un'associazione di questi malati e conosco da vicino il problema. Vi assicuro che le loro analisi sui metalli pesanti sono tutto dire, sono proprio una meraviglia e vi invito a questo proposito, e non solo a questo, ma proprio a proposito di trivellazioni, perché a noi piacciono le cose pubbliche. Il 20 di giugno, ovvero giovedì prossimo, venite tutti perché interessa a tutti, i pro, i contro, come dite voi. Presentatevi a Salluri nella sala del Monte Granatico giovedì 20, amministratori, pubblici cittadini, politici, chiunque voglia, chiunque è sardo e ha interesse per questa terra, perché si parlerà proprio di questo, in maniera scientifica, in maniera con delle testimonianze e così via. Il 20 a Salluri, sala del Monte Granatico, ore 18. Presentatevi perché è importante, ci sono sicuramente degli esperti, quindi non è che parliamo di aria fritta, parliamo di cose che ci interessano. È sicuramente importante una conferenza del genere, ne prendiamo atto, però cerchiamo magari di informare i cittadini, prima di tutto con un po' più di anticipo e poi cercando anche di essere più partecipativi, ovvero non è che queste cose devono avvenire sempre a porte chiuse, la Saras che si riunisce con la Regione Sardegna e decidono. La Regione, la collettività, e spesso se lo dimentica, perché Regione e collettività, e loro spesso prendono questa opportunità come, diciamo, presupposto per fare magari gli interessi di singoli o similari. Quindi penso che dobbiamo essere noi tutti a deciderlo, quelli qua dentro, quelli che oggi purtroppo non ci sono, chi non è voluto venire o chi non è potuto esserci. Quindi cerchiamo magari di essere un po' più partecipativi. Ancora a proposito di trivelle, consiglierei a tutti di andare a vedere cosa è successo in Emilia Romagna, perché a noi l'esperienza non insegna mai in tubo. In Emilia Romagna, dove è tutto completamente devastato, e queste non sono, diciamo, delle chicche che riporto io, ma sono dati che su internet trovate ovunque, sta ribollendo il terreno, stanno chiudendo tutto, quindi queste trivellazioni sono quello che sono, devastazione, scriviamo come devastazione ambientale. Poi non prendeteci come persone che dicono no a prescindere, ci siamo prima informati, abbiamo valutato, abbiamo preso prima il sì, poi abbiamo visto che il sì non andava, perché quel sì significa andare contro il nostro futuro, che è il futuro di tutti, anche il vostro, dei vostri figli, non solo dei miei, di quelli che ci sono qua, il futuro di tutti. Significa lasciare la Sardegna integra, trovare altre soluzioni, perché sicuramente ci sono. Ora, a voi non piace la decrescita felice? A me piace, perché è una cosa che funziona sicuramente, però a chi non piace la decrescita felice possiamo trovare altre soluzioni. Trovatele con i cittadini e cercate di capire che cosa ci può essere di buono da fare, perché molte volte si parla di metano e via tutti il metano, poi non guardiamo che in Texas, dove hanno trivellato, se ne sono dovuti andare non solo le persone del terreno trivellato, dei terreni contigui, ma se ne sono dovute andare tutta una folta schiera di persone che sono state interessate da problemi di salute. Poi ti colorano la trivella di rosa perché la donna viene ovviamente, come si dice, protetta, e poi invece le donne muoiono di cancro perché ci sono sostanze chimiche, scusate, ci sono metalli pesanti che riaffiorano, perché quello che noi diamo alla terra poi ce lo restituisce, ecco gli interessi, e noi questo ce lo dimentichiamo, perché a noi non ci insegna mai nulla la storia. Guardatevi, vi prego, a cercarvi cosa è successo nel Texas, cosa è successo in Oklahoma, cosa è successo in Emilia Romagna e quello che non vuole proprio il progetto Arborea e cosa non vorremmo noi nel Medio Campidano. Questo spero che arrivi alle amministrazioni, arrivi ai privati cittadini e arrivi anche più in alto alla Regione Sardegna, perché spero che si capisca che la Sardegna va preservata, altrimenti sapete cosa rimane? La Sardegna gruviera e noi fuori da qui. Grazie. Conto dei tuoi suggerimenti e vediamo come poterli attuare. Noi siamo sempre qua e se ti metti a disposizione anche tu, come ha fatto il sindaco Marongi, probabilmente riusciremo a fare qualcosa di utile. Ti puoi scrivere a parlare, ti devi mettere in fila però. Come? Finalmente un po' di consapevolezza. Le organizzazioni sindacali rappresentando Francesco Cazza. Io, se vi può essere utile, vengo da un paese che è forse il più trivellato che c'è in Sardegna. Io abito sopra una delle aree che sono sopra una crosta di 150 metri e sotto c'è un vuoto
che sicuramente supera i 400 metri, perché dal periodo dei Romani fino all'ultima azienda pubblica hanno portato via tutto quello che c'era da portare via per costruire molte delle cose che sono state che sicuramente girano in molte parti del mondo e che moltissime persone, me compreso, utilizziamo. Però al di là di questo, io vi ringrazio. Di dove? Sono di Flumini Maggiore, a sud c'è Bugerru e a nord c'è Arbus, a ovest c'è Ingurtosu e dall'altra parte c'è Iglesias e tutto il resto. Quindi penso che sia una delle, senza ombra di dubbio, forse una delle zone più trivellate che c'è in Sardegna e forse anche al mondo. Però stiamo parlando di metano, chi si occupa di ambiente sa benissimo che cos'è il metano, e tanto che io mi auguro che non lo facciano solo per pubblicità, a dire che comunque il metano ha dato una grossa mano d'aiuto a risolvere moltissimi problemi ambientali in molte città italiane dove non si poteva uscire o dove si usciva a passeggiare con la mascherina. Però al di là di questo, io vi ringrazio per averci dato la possibilità di parlare di energia in questo convegno. Avremmo preferito farlo anche ad Arbolea, però poi c'eravamo, abbiamo reputato utile non intervenire perché effettivamente stava per finire come i tifosi del Cagliari quando vanno nello stadio di Torino, che sono 5 o 6 che magari non li fanno neanche entrare, tutto il resto è bianco o nero e si alzano il dito soltanto se per caso segna il Cagliari, correvano il rischio di uscirne fuori a Macca. Quindi abbiamo preferito, e poi anche per non dare scura a cose dove cioè a dire cose che magari non venivano recepite nel giusto verso. Quello era un procedimento di legge, quella riunione era un procedimento di legge previsto dal 152, era parte dell'iter autorizzativo per fare un pozzo esplorativo, quindi un pozzo è un foro esplorativo. Io dal punto di vista tecnico non mi intendo di perforazioni, però ritengo che perforare, so cosa significa perforare, so quanto costa perforare per trovare l'acqua a 50-100 metri. Ritengo che portare una perforazione a 3000 metri sia una cosa enorme, e non penso che si possa fare senza l'uso della tecnologia migliore esistente al mondo. Però siccome non devo difendere la Saras, sono per difendere le altre ragioni, ritengo che però questo vada detto. Dal punto di vista scientifico, io sono convinto che chi studia la terra, fuori quindi dalla valenza industriale, per chi studia la terra quel foro ha sicuramente una valenza scientifica, un'importanza scientifica enorme, perché permetteva comunque, al di là di tutto, che ci fosse o che non ci fosse il metano, che la Saras continuasse o non continuasse a trivellare poi per estrarre il metano, che andasse avanti con tutte le altre autorizzazioni, permetteva comunque di conoscere 3000 metri sotto in una delle aree più alte della Sardegna, e quindi sicuramente a me avrebbe intrigato moltissimo sapere che cosa c'è sotto, visto che comunque i pozzi arrivano a 1500 metri e arrivano fino al Cretacico, quindi a 50-60 milioni di anni fa. Sicuramente lì sotto c'è molta cosa della storia geologica della nostra isola, però queste sono cose che non c'entrano niente. Allora, il metano è sicuramente una risorsa che si configura come una fonte energetica tra le più competitive e sicuramente tra quelle a minor impatto ambientale rispetto a tutte le altre fonti tradizionali. Io ritengo che questo non ci sia persona al mondo che possa sovvertire questa cosa qua, anche perché comunque di ambiente ce ne siamo occupati, che noi ce ne siamo sempre occupati, anche noi forse da altre parti no, ma in Sardegna ce ne siamo sicuramente occupati. E i risultati, cioè siamo stati i primi in Italia che hanno avuto la zona ad alto rischio ambientale voluta direttamente da chi ci lavorava e dalle popolazioni attorno, cose che da altre parti stanno pagando il dazio, le altre parti non hanno avuto. Allora, però la mancanza di metano nella nostra isola, unica regione in Italia a non disporne, è sicuramente parte di un gap economico, lo diceva prima, è enorme, e il gap economico è riconosciuto anche dalla Comunità Europea, che mette a correre dispositivi come questo, ambiente e territorio, e poi tra l'altro mettendo al bando il fracking, che è una tecnologia di scavo ben precisa, che non c'entra niente con il pozzo della Saras, per esempio. Cioè, questa è una tecnologia di scavo che sicuramente non verrà utilizzata per le quantità di metano che loro hanno ipotizzato potessero esserci.
qua in Sardegna. Però al di là di questo è prevista dalla Comunità Europea, che dice completamento del mercato dell'energia interna, e stiamo parlando di energia termica, non stiamo parlando di energia elettrica, stiamo parlando di energia termica, perché bisogna, anche questo, bisogna non confondere le due cose. Cioè molte delle aziende del vostro territorio, di quest'area qua e anche di altre parti del territorio, stanno chiudendo i battiti, stanno andando da altre parti. Per esempio tutte quelle che scavano le bentoniti, che scavano i caolini, che scavano i feldspati, stanno prendendo i feldspati, i caolini, le bentoniti, le portano all'estero, le portano in Italia, ma in buona parte all'estero, le hanno scavate qua. Nessuno ha mai alzato il dito per dire che non si possono fare nella storia di questo, ve lo posso garantire perché ho 15 anni nel comitato miniere, nessuno ha alzato il dito, e intanto quei prodotti partono dalla Sardegna e lasciano molti dei buchi che abbiamo qua attorno e degli scempi che abbiamo qua attorno, e non vengono lavorati in Sardegna. Sapete perché? Perché il costo dell'energia termica è alto rispetto alle altre regioni. Stiamo parlando del 30% rispetto all'uso del CPL, ma se utilizzassimo altri combustibili sicuramente superiore. Allora, la Sardegna non dispone di gas naturale e ad oggi non è connessa alla rete di distribuzione nazionale. Io non ci voglio entrare sulla storia del Galsi, Poi però, in chiusura, se mi permettete 5 secondi di storia su quello che poteva essere il Galsi e di quello che potrà essere l'approvvigionamento del metano in Sardegna, le voglio dire, perché comunque quel no ad Arborea nasconde qualche cosa che non ha niente di ambientale, Comunque, i costi energetici in Sardegna per la produzione di chilocalorie sono superiori del 30% rispetto alla media nazionale, e la Sardegna, la regione Sarda, ha individuato nel ricorso al metano una possibile soluzione. Adesso, al di là del Galsi, questa azienda, che ha individuato giacimenti potenziali in grado di fornire metano immediatamente utilizzabili in alcune aree della Sardegna, potrebbero levarci dalla dipendenza energetica dell'energia termica che stiamo subendo, perché comunque la stiamo subendo. La stanno subendo anche gli automobilisti, perché è vero che abbiamo il GPL, ma se il metano costa 20 centesimi a litro e il GPL ne costa 54 centesimi a litro, significa che con un litro di metano io probabilmente faccio 20 km in più rispetto al GPL. Anche questo potrebbe non essere importante. Intanto noi, rispetto alle altre regioni d'Italia, dobbiamo subire anche questa disparità. E cosa dicono CGIL e CISL-UIL? Perlomeno, scusatemi, ho fatto un errore. Cosa dicono le segreterie regionali e territoriali dei chimici, degli elettrici e dei lavoratori dell'energia di CGIL e CISL-UIL? Perché CGIL e CISL-UIL hanno dato parere favorevole, però poi. Allora, l'elevato costo dell'energia, sia sul fronte delle aziende settoriali, sia su quelle di tutte le altre cose, oggi mette fuori mercato queste aziende. E quindi noi rappresentiamo lavoratrici e lavoratori di queste aziende e vorremmo cercare perlomeno tentare di metterli alla pari con le altre lavoratrici e lavoratori del resto d'Italia. Prima ho citato la ceramica è prodotta, le materie prime che alimentano le ceramiche dell'Emilia Romagna, citata Emilia Romagna, sono quasi tutte caolini, feldspati che partono dalla Sardegna. Questo potrebbe essere una delle nostre ragioni. Poi Sargas ha dato disponibilità per effettuare le ricerche, tra l'altro, che noi ad oggi non sappiamo se verranno confermate o non verranno, cioè se quella disponibilità locale di gas c'è o non c'è. Potrà esserci, e comunque se ci sarà dovrà seguire, una volta appurato il giacimento, dovrà seguire tutto l'iter autorizzativo che è previsto dalla legge per poterlo estrarre. In modo particolare, molti hanno detto fuori legge, abbiamo sovvertito quello che prevede la legge. Io ritengo che Saras abbia fatto, io non sono dipendente Saras e non ho nessuna intenzione di difendere Saras, però Saras è un'azienda che in Sardegna
probabilmente qualcosa l'ha anche lasciata, ha fatto le cose come? Immondezza, un po' di Beh, non lo so, immondezza, io so che per esempio per muovermi e per andare a lavorare quello devo utilizzare, altrimenti devo andare a piedi. Poi che lo producano in Sardegna, o che arrivi da Gela o che arrivi da Priolo, quella devo mettere nella macchina, altrimenti a pedali devo andare, altrimenti devo andare. Comunque stavo dicendo, al di là di questo, la Saras per la fase di esplorazione ha fatto richiesta di VIA, di valutazione di impatto ambientale il 15 di marzo, hanno avviato le procedure, se il VIA dirà no si ferma tutto, quindi non ci sono alibi, si fermano, non potranno mettere neanche le macchine sul posto. Se il VIA, se la valutazione di impatto ambientale, che come diceva chi mi ha preceduto è sicuramente stringente, perché non risparmiano niente, ed è giusto che non risparmino niente, si procede, e quindi se il VIA certifica l'assenza di rischi per la salute e la sicurezza dell'ambiente dei cittadini, perché questa è la valutazione di impatto ambientale, si avrà l'autorizzazione per la perforazione del pozzo. Naturalmente si procede se la regione rilascerà l'autorizzazione alla perforazione del solo pozzo, quindi non stiamo facendo pozzi a migliaia, e quindi il pozzo esplorativo, naturalmente anche questo d'intesa con tutti gli altri enti coinvolti, naturalmente con la popolazione. Quella secondo me è stata oltre al di là degli slogan, è stata un'occasione persa, appunto come diceva chi ha fatto la relazione, per mettere alcuni puntini sulle i, e soprattutto per cercare di vincolare il pozzo lo doveva fare, ma soprattutto per vincolare poi tutte le possibili ricadute, che però voglio dire dopo. Allora, la fase esplorativa del progetto durava 6 mesi, ipoteticamente, è comunque un pozzo complesso, perché è un foro complesso, e anche questo ha due possibilità. Se le aspettative di Sargas non vengono esaurite, non si procederà e tutto si ferma, e quindi anche lì c'è il progetto presentato al VIA di ripristino dei suoli e soprattutto della messa in sicurezza del pozzo con le valvole. Sappiamo benissimo che non stiamo parlando di tecnologie, non stiamo facendo un pozzo per cercare l'acqua, stiamo facendo un pozzo profondo per cercare altre cose. Un'altra cosa, il pozzo in presenza di anidride solforosa si ferma perché comunque le direttive sulla captazione di anidride solforosa impongono, se c'è 2 parti per milione di anidride solforosa, nel foro, il foro si ferma. Comunque, se invece c'è il metano, e c'è il metano in quantità quella tarata dagli studi geochimici e geofisici della Sargas, si procede, e quindi Saras provvederà a redigere il progetto di estrazione. Qua non è finito tutto, il progetto di estrazione dovrà essere sottoposto a VIA, ci sarà sicuramente un impianto di indagine più stringente del pozzo di esplorazione, e poi naturalmente se dovesse superare tutti gli esami, anche qua l'esame e le cose delle comunità locali, e allora si potrebbe procedere all'estrazione del metano. Io ritengo che lo Stato del permesso abbia previsto quantità di metano che sono interessanti, che sicuramente vanno oltre i 25 anni, possono permettere di alimentare parte e di soddisfare parte delle esigenze della Sardegna, al di là di quello che sarà poi l'arrivo o non arrivo del Galsi, al di là di quello che sarà o non sarà la creazione di poli criogenici. Quindi polo criogenico significa che il metano arriva in Sardegna, trasportato dalle navi, rigassificato, perché arriva liquido, rigassificato in loco. Anche qua, quando si parla di queste cose e si fa informazione, ha girato nell'Oristanese la fotografia di un serbatoio di GPL, tipo quelli che scaricano le aziende che vendono il GPL ai server, che poi lo devono trasferire nelle abitazioni pressa poco, quindi un serbatoio trasportabile da un mezzo pesante, da un camion pesante.
era una foto falsa, ingannevole, perché 3A, che è stata una delle ispiratrici della protesta, tra l'altro se qualcuno di voi è stato presente sicuramente avrà sentito l'intervento di uno dei rappresentanti, che non so a che titolo, che parlava di inquinamento, che parlava di possibili rischi ambientali solo per lo scavo del Foro. 3A è oggi detentrice di un progetto che deve portare il gas metano dalla Spagna al porto industriale di Oristano. Io non voglio lavorare sulla buona fede degli altri, però se io sono contrario all'uso di un combustibile, qualsiasi esso possa essere, non faccio e non sono in partner di un progetto che deve portare il metano al porto industriale di Oristano. Se sono onesto con la popolazione che dico di rappresentare e con la popolazione a cui do da mangiare, testuali parole, non le sto dicendo io, perché io sinceramente non riesco a dare da mangiare neanche a me stesso. Dico la verità, perché quel polo criogenico, per quelle 180.000 tonnellate, 180.000 metri cubi di metano che dovrebbero arrivare a Oristano, nel porto industriale di Oristano, hanno bisogno di un polo criogenico che è alto come, cioè quindi di una torre alta come un palazzo di 17 piani, e sicuramente non ha bisogno quel polo criogenico dell'area di smistamento di cui ha sicuramente bisogno una volta terminati i lavori il pozzo lo smistamento del gas prodotto, estratto dal progetto gas. Ecco, queste sono le nostre ragioni. Sono ragioni che puntano soprattutto a battere la dipendenza energetica nella chilocaloria prodotta dei sardi e della Sardegna, e soprattutto di battere la dipendenza di tutti quelli che una volta mandata le ortiche il Galsi, che era un tubo che il metano ce l'avrebbe portato, poi non entro nel merito a costi, come, quindi, perché non ci voglio entrare, non ho elementi per entrarci e non ci voglio entrare, direi sicuramente nefandezze. Però questa non è contrapposizione ambientale, questa è contrapposizione economica, e io sono anche d'accordo a schierarmi, se dovesse esserci la contrapposizione ambientale, se dovessero esserci le manchevolezze da parte di chi sta, perché è anche il nostro compito, perché noi abbiamo avuto a che fare più di altri, e lo sottolineo, con il cancro e con tutte le aberrazioni che nel passato non si conoscevano e si lasciavano passare. Noi abbiamo avuto a che fare, lo sappiamo benissimo in tutti i settori, e soprattutto lo sappiamo benissimo quelli che hanno avuto l'onore di poter rappresentare quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno lavorato nell'estrazione dei minerali in Sardegna, perché dalle mie parti, ma soprattutto nella zona di Arcus, c'erano 2 o 3 buchi dove entrava la gente a lavorare, e tutti quelli che sono entrati lì a lavorare non sono arrivati a 48 anni, non sono arrivati a 48 anni. Noi lo sappiamo benissimo cosa significa lottare per superare i 48 anni, lo sappiamo benissimo, perché le abbiamo fatte le lotte per superare i 48 anni. Vorrei dire un'altra cosa e ho finito, perché ritengo di aver detto qua. Noi abbiamo fatto uno studio, perché quando ci hanno proposto alcune cose siamo andati a vedere, anche perché ci lavoriamo e siamo la categoria che rappresenta lavoratrici e lavoratori di quel settore, di quelli che lavorano nell'estrazione e nella lavorazione del gas. Siamo andati a vedere qual è la provincia italiana dove si estrae più gas, dove si estrae più metano. La provincia italiana dove si estrae più metano è la provincia di Parma. Guardate, ci sono 289 pozzi nella provincia di Parma, e a fianco a questi pozzi ci sono aziende di molti dei prodotti che noi consumiamo tutti i giorni. Quindi io ritengo che sicuramente non ce l'abbiamo noi, ma sicuramente l'anello al naso non ce l'hanno neanche loro, e se avessero avuto qualche ricaduta negativa, io sono convinto che le lavoratrici e i lavoratori della Parmalat, che le lavoratrici e i lavoratori della Barilla, della Santal, di tante altre aziende, ma vi ho citato quelle che girano, quelle più importanti che girano anche da noi, sicuramente quei pozzi gli avrebbero fatto mettere una soletta di cemento e non li avrebbero fatti arrivare all'esercizio. Questo per dire
che il nostro sì è un sì motivato sia dalla possibilità che abbiamo di controllare tecnicamente quello che andremo a fare, ma soprattutto un sì motivato nella speranza che comunque queste popolazioni possano, una volta tanto che hanno una risorsa sotto i propri piedi, contrattarsi quello che dicevi in origine, nella relazione, potersi contrattare tutti i benefici possibili, economici possibili, perché comunque quella risorsa altrimenti rimane lì e non sappiamo cosa potrà succedere fra 25-50 anni, quando magari al collasso energetico magari qualche legge la cambiano a dispetto di chi invece oggi ha la possibilità di controllarle, e magari quello lì ce lo tolgono senza magari darci niente. Ti ringrazio. Grazie Francesco, sei stato molto esauriente. Se questa è la voce del sindacato, io credo che il sindacato stia facendo degli studi attenti e che possono essere solamente utili per la nostra comunità. Adesso abbiamo in scaletta l'onorevole Mauro Pili che ci dirà il suo giudizio, e sicuramente una persona molto esauriente. Adesso è il momento che noi dobbiamo ascoltarlo attentamente, noi abbiamo seriamente necessità di sapere qual è il suo giudizio. Grazie. Io mi permetterò di fare alcune riflessioni, non essendo schierato nelle tifoserie né del sì e né del no, ma parto da alcuni presupposti che credo debbano essere la base della riflessione che oggi i compagni socialisti propongono all'attenzione degli amministratori, ma credo di tutti noi. E io sono voluto venire qui a questo incontro e vi ringrazio di cuore per avermi invitato, perché credo che sia questo un momento in cui le parti più responsabili della storia anche sindacale di questa nostra regione, e anche amministrativa e anche, consentitemelo, politica, possa fare delle riflessioni a voce alta. Io entrerò poco nel dettaglio tecnico del progetto, voglio soltanto ricordare a me stesso che la questione energetica è oggi in Sardegna la questione dirimente fondamentale per qualsiasi progetto di sviluppo. Cioè mettere la Sardegna alla pari di qualsiasi altra regione italiana ed europea è una condizione sine qua non per poter restare in qualche modo agganciati a una speranza di ripristino, di rinascita economica e sociale della Sardegna. E il tema della responsabilità politica sul governo dell'energia è fondamentale, perché oggi abbiamo davanti a noi, e quindi non dobbiamo spaventarci se nell'opinione pubblica, se nei cittadini ci sono delle visioni in qualche modo anche talebane, perché io stesso, che sono dentro le istituzioni da tanti anni, vedo come soggetti dall'ENI all'Enel alla Saras hanno creato un legame, una catena tra la politica e in qualche caso anche il sindacato, che non sempre mette davanti a tutto l'interesse generale. Io lo voglio dire con estrema chiarezza perché l'ho detto pubblicamente alla Camera dei Deputati. Da anni sostengo che l'Enel in Sardegna insieme all'ENI abbiano messo i silenziatori alle forze politiche nella nostra isola, con il risultato che nessuno di noi mette al primo posto dell'azione politica del governo regionale e delle forze politiche la questione della equità, del riequilibrio del costo energetico della Sardegna. In questi giorni si fa un gran parlare di una pseudo zona franca, c'è un grande movimento. Io sono uno di quelli che sostiene la tesi che prima dell'incentivo fiscale all'imprenditore, all'economia, alla famiglia devi dargli degli incentivi reali. Gli incentivi reali passano per un costo dell'energia, così come quello dei trasporti, che consenta appunto di metterci alla pari degli altri. E quindi voglio fare questa riflessione qui tra compagni, fatemi passare ancora questo termine per la vecchia militanza con molti di voi, partendo da quello che è successo tanti anni fa. Nel 1962 il Partito Socialista,
che si proponeva di andare a sostenere il quarto governo Fanfani pose una questione che oggi, per quanto mi riguarda, è dirimente in Sardegna, prima di affrontare la questione della Saras, prima di affrontare il tema dell'eolico e quant'altro. Nel 62 Lombardi disse: non c'è liberalizzazione dell'economia possibile in Italia se la titolarità dell'energia sta in mano ai privati, che giocano una partita ricattatoria nei confronti dell'economia, elevando i prezzi più di quello che quei prezzi sono determinati dal costo effettivo della produzione energetica. Cioè si è detto allora, attenzione, c'è un limite che noi dobbiamo evitare, e cioè che il condizionamento del costo energetico ricada su tutta la filiera economica, dall'agricoltura, passando per l'industria, per la metallurgia, quella pesante e quella leggera, per arrivare al manifatturiero. E il risultato è emblematico oggi, che mentre in Europa e in Italia, escludendo dall'Italia la Sardegna, la liberalizzazione è avvenuta quando si è messo in campo una pluralità di soggetti, e quando tutta la partita che sostanzialmente ha messo a concorrere gli impianti nella gestione di Terna, e quindi con più soggetti che potessero concorrere. Questo non è avvenuto in Sardegna. Non può tecnicamente e strategicamente avvenire in Sardegna, non lo dico io, lo dice l'Unione Europea, la quale ha messo nero su bianco un verdetto che io non mi stancherò di ripetere a tutti noi, in cui dice l'Unione Europea: in Sardegna è da imputarsi al comportamento dell'operatore dominante, cioè dell'Enel, che può fissare il prezzo in Sardegna e non ha alcun interesse commerciale a vendere a un prezzo inferiore, sapendo che Alcoa, per esempio, non può acquistare altrove l'energia di cui ha bisogno. Inoltre, in situazioni di dopolio, Enel ed E.ON oggi, entrambi gli operatori possono avere interesse ad applicare un prezzo superiore al prezzo economicamente ottimale, onde evitare, è scritto nel giudizio della Commissione Europea, di creare un cattivo precedente nel resto d'Italia. Quindi cosa voglio dire? Che noi abbiamo bisogno di liberalizzare l'economia della Sardegna. Abbiamo cioè oggi una grande emergenza politica, sociale ed economica di rimettere a correre l'impresa in Sardegna. E se noi non affrontiamo il tema dell'energia in termini razionali, non di settarismo, sì o no, ma in termini di visione strategica, cioè questo popolo non ha energia e questo popolo è sotto scacco di alcuni soggetti che danno i soldi alla politica. Io sono indignato dal vedere che il Presidente del Consiglio, Letta, abbia tra le sue sponsorizzazioni principali della sua associazione il main sponsor o main partner l'Enel e l'Eni. Mi spaventa, perché mi domando la Sardegna se potrà mai rivendicare un equo trattamento da questi soggetti, se poi c'è chi nella politica viene foraggiato nelle sue fondazioni, nelle sue organigrammi interni da appunto questi soggetti. E quindi Lombardi allora disse: bisogna perseguire la libertà economica del nostro paese perseguendo la realizzazione pubblica di un servizio come quello dell'energia. Ecco, noi siamo di fronte a questo bivio. Se sia, e lo dico soltanto perché diciamo così, non ho ancora maturato la convinzione totale, ma lo dico qui come elemento di riflessione, se non sia il caso in Sardegna, proprio per la condizione insulare e per il comportamento che la Commissione Europea ha denunciato, di arrivare ad una gestione della partita elettrico-energetica in Sardegna che passi attraverso un principio che è già sancito da tutti i regolamenti comunitari, e cioè quello dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico. Cioè vuol dire l'onere del servizio pubblico che bisogna far pagare quel servizio elettrico-energetico così come il costo reale prevede, più un ragionevole utile d'impresa che va dal 4 all'8%. Cioè non può essere che Saras, Enel o E.ON o chi per loro speculi sul fatto che noi siamo in Sardegna, che sono gli unici depositari dell'energia e che quindi dobbiamo assolutamente rifarci a loro, e quindi loro possono speculare quanto vogliono. Quindi il tema principale è quello di imporre una strategia univoca delle istituzioni
istituzioni regionali, passando per una condivisione delle forze sindacali che parte dal principio della riscrittura del governo dell'energia in una regione insulare e quindi affetta da un condizionamento di mercato sia sul piano tecnico della trasmissione elettrica che sul piano anche concettuale. Perché va detto con estrema chiarezza. L'Enel a Portovesme, e Francesco tu ne sei testimone diretto, ha dichiarato che un megawattora costa 130 euro, mentre in Germania la stessa tipologia di centrale, ovviamente a carbone, molto più efficiente sul piano della potenza, della capacità di produzione di energia e l'abbattimento dei costi, e anche sul piano ambientale. Ebbene, lì 55 euro. Come possiamo stare sul mercato noi che in Sardegna abbiamo una centrale realizzata, estendiamo un velo pietoso, con errori madornali sul piano tecnologico e realizzativo che certamente fanno pesare sull'impatto. Io quando sento Alcoa deve restituire i soldi, Alcoa se ne vada e restituisca il maltolto, sbagliamo, perché noi abbiamo creato le condizioni con tutto quel processo sindacale e di mobilitazione perché Alcoa non avesse un vantaggio, ma avesse la capacità di avere un riequilibrio da parte degli altri smelter italiani ed europei, perché noi volevamo soltanto ripristinare la media europea, volevamo che in Sardegna si potesse pagare l'energia alla pari di qualsiasi altra regione italiana ed europea. Questo era l'obiettivo e noi questo non siamo riusciti a farlo perché l'Enel, quando l'Unione Europea ha detto deve essere il soggetto privato, l'Enel, a fare quello che viene tecnicamente chiamato accordo bilaterale tra privati. L'Enel, siccome essendo Alcoa la consumatrice di 1/3 dell'energia elettrica della Sardegna sostanzialmente, è nelle condizioni commerciali di ottenere quel prezzo. In Spagna l'Endesa, acquistata dall'Enel, fa all'Alcoa in Spagna un trattamento di tariffa che invece non viene fatto in Sardegna e quindi di fatto mettendo fuori uso il nostro processo. Così EON ha due gruppi della centrale di Fiumesanto che sono fuori uso, che sono stati prorogati con deroghe del Ministero sino all'anno prossimo, ma che sostanzialmente sono inquinanti, che sono fuori da qualsiasi norma ambientale, ma quel deficit che deriva da Portovesme, da quella centrale sul piano tecnico non affidabile, e dai due gruppi ci fanno venir meno quella che è una regola scritta in tutti gli annali della tecnologia e della trasmissione elettrica, che dice che in un'isola non bisogna produrre 100, quello che serve, ma bisogna produrre 180, perché quel più 80% è un codice di sicurezza che viene garantito dai codici che sul piano internazionale vengono tutti riconosciuti, cioè bisogna produrre molto di più di quello che consumiamo, perché siamo un'isola e la garanzia deve essere data da questo. E perché noi realizziamo, e perché io voglio realizzare, imposi nel 2002 la realizzazione del SAPEI? Per quel motivo. Non per far entrare l'energia, ma per farla uscire. Perché sapevo che quel differenziale dell'80%, se noi non lo utilizzassimo, come molto spesso capita, che ci serve per la sicurezza, ma non lo utilizziamo perché magari non si verifica quell'emergenza, noi è un costo che abbiamo, quindi dobbiamo metterci nelle condizioni di esportare, di vendere per abbattere i costi generali e per essere noi sul mercato della produzione elettrica. E invece sta capitando il contrario. SAPEI lo vorrebbero utilizzare per metterci i capi al collo, per metterci in condizioni di ricevere l'energia e di non essere noi invece protagonisti del nostro costo energetico e della nostra capacità di gestione. Così come la partita del gas, che io ho fortissimamente voluto nel 2002, quando chiesi all'Algeria di sottoscrivere con noi un patto, dicendo anche, però già allora, che la regione non era un passacarte, ma che entrava a pieno titolo non soltanto nella cinghia di trasmissione del metano dall'Algeria alla Sardegna, ma dalla Sardegna all'Europa. E quel metanodotto si poteva fare soltanto se noi fossimo stati in grado di trasferire gli 8-10 miliardi di metri cubi dall'Algeria al nord Europa. E quel passaggio era sintomatico
dell'economicità che noi avremmo potuto realizzare con una grande opera transeuropea che ci consentisse però di avere noi quella ricaduta di 2 miliardi di metri cubi necessari, secondo noi, a creare poi un'azione che noi abbiamo pianificato dalla 131, che era l'asse fondamentale, per arrivare poi alla DCN, creando le condizioni che già allora, io lo voglio ricordare, già nel 2002 noi finanziamo i bacini, perché sapevamo che tutte le interconnessioni rispetto alle dorsali andavano realizzate mettendo in rete i vari bacini che erano già finanziati, quindi è chiaro che non pensavamo a dorsali di grande portata, pensavamo a un'articolazione a centri concentrici che consentisse di abbracciare tutta la Sardegna. Ad Allai, piccolo paesino del centro Sardegna, c'è la rete del metano, perché evidentemente il progetto del bacino ha messo insieme tutti i comuni del Barigato e oggi possono raccordarsi col bacino di Abbasanta, e quello di Abbasanta può raccordarsi con la potenziale dorsale della 131. E anche lì però, e qui introduco un tema delicato, la tempestività della Sardegna. Noi siamo in ritardo storico, siamo sempre in ritardo. Il metanodotto io spero che non sia perso, ma lo abbiamo perso perché per 6 anni la burocrazia regionale, l'ottusità di certa politica, gli interessi di certa politica, l'ENI non lo voleva il metanodotto, perché voleva che la Sardegna restasse sotto schiaffo dell'ENI. L'Enel, che pure era compartecipe della partita eccetera, non voleva disturbare l'ENI, quindi tutti gli incroci che praticamente sono stati messi in campo, che hanno portato poi a quel lungo percorso amministrativo che ha portato a perdere 6 anni. E 6 anni sono una partita in cui il mercato mondiale dell'energia si muove, in cui Barack Obama decide in queste settimane di dire: noi dall'America andiamo a portare il metano in Giappone, quindi rafforziamo tutte le trivellazioni, tutto quello che è possibile, perché dobbiamo essere il dominus, perché il controllo del mondo sarà legato a chi avrà il controllo dell'energia. E allora, di fronte a questo scenario, noi dobbiamo pensare che non possiamo metterci a discutere oggi Saras sì o Saras no. Il tema è: i sardi, la Sardegna può governare un processo energetico di governo di un tema così nevralgico e strategico per il suo futuro? Io penso di sì. Però ci sono dei passaggi da fare, di recupero. Il percorso seguito dalla Saras è assolutamente fallimentare, è una società che dispone di milioni di euro per comprare tutto e tutti, e proprio forse proprio per questo ha percorso le strade meno utili a realizzare un progetto, sul quale io dico da subito che sulla valutazione tecnica attendo la valutazione tecnica, ma per me c'è un motivo a monte della revoca della concessione alla ricerca. Io non mi soffermo nemmeno su questo progetto, io dico che va revocata la concessione a monte, perché la Sardegna non è pronta a questo processo, non è pronta l'opinione pubblica e non è pronta la classe dirigente della Sardegna, perché io voglio soltanto far capire in mano di chi siamo, di chi governa la burocrazia regionale. Io mi domando come sia ancora possibile che nessuno sia materialmente intervenuto, dai sindaci che sono contrari ai movimenti e quant'altro. Il decreto della regione che fissa la superficie entro la quale deve svolgersi la ricerca del metano scrive 4.430 ettari. È il decreto pubblicato nel bollettino ufficiale della RAS del 18 gennaio 2010. L'area interessata all'autorizzazione è un'estensione di 4.430 ettari. Sapete invece qual è l'estensione del progetto? 44.300 ettari. C'è uno zero in più. Ma in un atto amministrativo di una rilevanza come questa non si può sbagliare uno zero, non può 4.430 diventare 44.300. E non si può dare una concessione così ampia alla ricerca senza aver prima codificato, Giorgio, questo lo voglio dire con estrema chiarezza,
un percorso successivo, perché io alla Saras che possa fare la ricerca e poi cedere a altri la concessione, non ci credo. Io penso che la Saras sia convinta che una volta acquisita la ricerca e la concessione, la disponibilità sia totalmente in mano alla Saras. E sapete cosa dice la legge regionale in materia di concessione? Che da quel eventuale giacimento di metano la regione incasserebbe la straordinaria cifra di 1,5 milioni di euro. Ma vi pare che noi possiamo governare un processo così delicato come quello di estrazioni, che possono essere oggi, come sono, come io ho potuto accertare nel mondo, le più sicure possibili, ma messe in mano a chi con 1,5 milioni di euro vorrebbe lavarsi la coscienza per gestire quel patrimonio? Ecco, io sono dell'avviso che l'intelligenza di questo popolo deve essere quella di riprendere il filo di un popolo che governa le sue risorse, che non le fa governare la Saras, ma se c'è il metano e se quel metano si può tecnicamente e sul piano ambientale utilizzare, non dobbiamo farlo utilizzare la Saras, dobbiamo utilizzarlo noi. Deve essere la regione a governare insieme alle comunità locali e alle amministrazioni locali quel processo e quella grande potenzialità. E allora questo è il percorso che io vorrei che noi tentassimo di ripristinare, perché è altrettanto vero che i cittadini, lo dico a chi ha storia sindacale e anche storia di cronaca, in Sardegna basta che vada nel Sulcis, lo diceva Francesco, è una devastazione senza precedenti. Io non conosco altra parte d'Italia e d'Europa, a mio modesto vedere, così devastata come è stata devastata l'area del Sulcis, senza che nessuno abbia messo un euro per ripristinare quel territorio. Hanno scavato, si sono presi la polpa e hanno lasciato totalmente abbandonato quel territorio. Noi non siamo preparati a gestire il rapporto con le multinazionali, dobbiamo allestire una strategia politica, istituzionale, legislativa per governare, non con la benda sugli occhi, ma aprendo gli occhi, aprendo gli orizzonti, non dicendo no, dicendo governiamo noi. E quando dico imposizione del loro servizio pubblico significa garantire il rispetto ambientale di quell'intervento, ma il governo da parte nostra della partita energetica. E io anche per quelli che sono fautori del sì mi permetterei di dire attenzione, noi viviamo in un'epoca in cui la televisione arriva molto di più di quanto ognuno di noi possa arrivare, e non sono né i comitati del sì né i comitati del no che decidono questa partita, se non la crescita, così come avviene con questo convegno, di un confronto, perché i fatti del Messico, che pure riguardano gli idrocarburi, tutti i fatti riconoscibili, Furtei l'abbiamo citato, sono fatti che riportano l'opinione pubblica a essere diffidente, e la diffidenza molto spesso non aiuta a fare scelte positive e a fare scelte costruttive. Siamo diffidenti su tutto. Il nostro popolo, diceva Cicito Masala, è un popolo che soffre per essere una nazione mancata. Ecco, io vorrei che noi acquisissimo questa capacità di riflessione, di proiezione verso un progetto innovativo su questo versante. E allora credo che sia questo il percorso che noi dobbiamo mettere in campo sul piano tecnico-amministrativo. Aggiungo, per lasciare da parte l'assessorato dell'industria per quell'errore così grave, per dire che le due partite burocratiche, l'autorizzazione paesaggistica e la valutazione di impatto ambientale, hanno questo duplice percorso che nessuno ha messo in rilievo. Il 5 gennaio del 2009 il servizio del governo del territorio della regione sarda ha attestato che i lavori previsti non modificano lo stato dei luoghi, non sono soggetti quindi ad autorizzazione paesaggistica. Questo dice il 5 gennaio del 2009 il servizio del governo del territorio della regione. Il 28 ottobre del 2011 lo stesso servizio, probabilmente lo stesso funzionario scrive: l'intervento è pertanto soggetto all'autorizzazione paesaggistica.
Ma com'è possibile che i cittadini possano fidarsi di una regione che dice oggi sì e domani no? Se la burocrazia... Quindi da questo punto di vista va recuperata la credibilità delle istituzioni e vanno questi errori messi nel cantiere per poter essere modificati e risolti, così come la protezione di impatto ambientale. L'assessore dell'ambiente nel 2007, il 21 dicembre 2007, scrive: l'intervento non è da assoggettare alla procedura di screening né conseguentemente a quella di valutazione di impatto ambientale. Il 18 aprile del 2012 il servizio SAVI ha quindi concluso l'istruttoria con la proposta di sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale. Allora, se questa è la burocrazia, se queste sono le istituzioni, i cittadini hanno difficoltà ad orientarsi e preferiscono, perché è più facile dire di no che dire di sì. Noi dobbiamo insegnare, dobbiamo perseguire, dobbiamo essere noi stessi capaci di individuare percorsi che siano positivi, che sappiano dare delle risposte concrete alla nostra comunità. Noi, senza il passaggio gestionale, cioè i sardi governino l'energia per ripristinare un minimo di libertà economica nella nostra regione, e dall'altra siano capaci di guardare alla burocrazia con più fiducia. Con questi errori la fiducia non può esserci e noi rischiamo di cancellare una prospettiva importante come quella delle risorse minerarie o strategiche come possono essere il carbone, come può essere il metano e quant'altro, soltanto perché non abbiamo creato quel tessuto di conoscenza, di responsabilità. E la responsabilità non sta nella parte del no o del sì, ma sta nella parte del buonsenso che ognuno di noi dovrebbe mettere in campo su un tema così rilevante come quello del futuro energetico della Sardegna. Abbiamo in scaletta Agostino Bilia, consigliere provinciale del Emilia Campinano, non al governo ma all'opposizione. Una precisazione, buonasera a tutti. Essendo io socialista ed essendoci un'amministrazione che si dice di centro-sinistra, appare insomma stridente la cosa, però di fatto non lo è, perché se di sinistra vuol dire mettere azioni in campo alla sinistra stessa, e quando non ci sono azioni conseguenti non si può definire di sinistra. Questo è il mio punto di vista. Intervenire dopo l'onorevole Pili non è sicuramente facile. Bisogna rilevare in modo, come dire, immediato un fatto, che il convegno è un convegno vero, non è precostituito, e percorre una strada cara ai socialisti, quello di confronto sempre e comunque prima di individuare delle scelte, e questo va in quella direzione. Come qualcuno ha rilevato in apertura, le assenze molto spesso esprimono anche supponenza, quindi fuggono dal confronto. I socialisti, qui lo stiamo dimostrando oggi, vogliono il confronto perché hanno interesse alle comunità che amministrano dove vivono, hanno interesse ai sardi. Il campo energetico è uno, insieme a quello del trasporto delle merci delle persone, come annoso nella nostra isola, in cui l'onorevole Pili, bisogna darne atto, ha quotidianamente intrapreso un'azione politica per fare in modo che questa si attenti, molto spesso lasciato solo. Questa è una battaglia, sono battaglie che non hanno un colore politico, che non hanno un'appartenenza politica, che non hanno una maglietta politica, sono di tutti i sardi. Quindi da parte mia un applauso personale a questo impegno, che è veramente un impegno e credo che in fondo tutti i sardi, un pochino, anche coloro che in politica capita spesso ci sono un po' di contrapposizioni, di ardire, di antipatia, io riconosco, perché è fatto oltre ogni aspettativa e oltre ogni interesse personale. Il campo energetico ha una rilevanza non di poco conto, però è anche altrettanto vero che molto spesso rappresenta un business fine a se stesso.
non sono lontani da qua i parchi eolici che dovrebbero produrre migliaia, no, ma centinaia di occupazione, di ritorno economico del territorio, a discapito di terreni occupati e tolti all'agricoltura. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo impianti eolici, parchi eolici ormai, alcuni sono fermi al palo e aspettano il parere del VIA, dotazione di incidenza ambientale, che devasteranno dal punto di vista dell'impatto il territorio senza arricchire lo stesso di quella materia prima che è l'energia. Perché? Perché già i parchi eolici esistenti oggi sono tenuti sotto una soglia di produzione molto inferiore alle loro capacità, in quanto mancano le infrastrutture necessarie per i capiconti perché l'energia prodotta possa essere poi inserita in rete. Quindi questo cosa comporta? Che nessun vantaggio nelle comunità hanno prodotto questi parchi eolici se non alle ditte che li hanno installati, ai pochi ritorni economici agli agricoltori che hanno ceduto i terreni agricoli e al vantaggio enorme dei certificati verdi, quelli sì che hanno prodotto economia, ma lontano da qua. C'era la signora prima Conca che parlava, impariamo dal passato. Noi impariamo dal passato. Io vengo da Arcus, ho vissuto a Montelegro, centro minerario, quando era ancora in funzione, quindi non sto qui a dire le condizioni in cui versa quell'area. Io le ho vissute quotidianamente, le trivellazioni, mio padre era un minatore, come molti di noi, molti genitori dei nostri ragazzi a quell'epoca erano in quella professione, quindi conosciamo perfettamente i vantaggi e gli svantaggi. Quello che è mancato allora, come è mancato oggi, sono le scelte politiche, cioè la volontà di fare una scelta politica chiara, che alternativa allora alla miniera non ce n'era se non l'emigrazione, e quindi i nostri genitori, i nostri avi sceglievano di vivere a 48 anni piuttosto che emigrare, una vita dignitosa sino a 48 anni piuttosto che di povertà e di miseria. Questa è la scelta che la società allora obbligava. Quindi non sempre la miniera ha prodotto e produce svantaggi, dipende da periodi storici. L'ambiente è una risorsa la più importante dal punto di vista che noi abbiamo, che va tutelata in ogni modo, ma non che nasciamo oggi e sappiamo che va tutelata l'ambiente. L'ambiente a noi è sempre stato tutelato. In primis gli agricoltori e gli allevatori hanno insegnato da generazioni, da millenni, a tramandare il rispetto della terra, dell'ambiente, della fauna e della flora, perché quella è la loro ricchezza. E a fare il pastore per millenni o l'agricoltore voleva dire trasportare quotidianamente quel bene, quindi l'ambiente, la terra, alle loro generazioni future. Questo era la sintesi del valore ambientale che è arrivato sino ai giorni nostri. Quindi io personalmente diffido degli ambientalisti oggi come sono interpretati. Gli ambientalisti spesso, lo conoscete, le dune di piscina, Scivu, valori ambientali bellissimi, beh lì chiunque alza il dito e vuole esprimere parere per quella zona. Non può essere costruita una casa, non può essere costruito un locale attivo a un'attività esistente di agricoltura piuttosto che di pastorizia. Perché? Perché loro vogliono una terra selvaggia, dalla quale staccare il sabato e la domenica, andare lì, liberarsi un pochino di quello che è tanto i cittadini o delle grandi metropoli e poi rientrare nelle loro città, dove hanno tutto sotto casa, Nei nostri centri purtroppo non c'è più niente, non ci sono centri commerciali, vengono meno gli esercizi, le attività chiudono, c'è lo spopolamento, allora qui bisogna fare delle scelte. Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Io ho combattuto, ho sostenuto inizialmente, poi l'ho combattuto come ho potuto, il PPR di solo, perché nasce sotto aspetti bellissimi, ideali dal punto di vista ambientale, ma nei fatti ha bloccato tutte le attività nell'isola, ha bloccato tutto. Ma ci rendiamo conto di un PPR, delle norme di attrazione che parlano di beni identitari, di chiese, di fabbricati costruiti 50 anni, oppure di beni identitari che vengono definiti ad arte perché dovevano rappresentare il tornaconto di qualche impresa particolare, senza entrare nel dettaglio. Allora,
Il DPR ha ingessato tutto. Noi abbiamo, si parlava di competenze dei servizi, io lavoro alla sua, quindi competenze dei servizi, ogni volta ci sono 12 enti coinvolti, tutte le impresari, sovrintendenze, ed è un calvario vedere imprese che hanno necessità di ammodernare le imprese agricole o zootecniche perché devono fare una strada, devono fare un bagno, devono fare dei servizi, vogliono fare un agriturismo, devono fare, come dire, un'impresa per riuscire a ottenere un'autorizzazione, cioè devono tornare ai tempi dei promessi sposi, dove non ricordo chi portava i 2 capponi per ottenere qualcosa. Stiamo arrivando a questi fenomeni qua, cioè è assurdo e noi vogliamo parlare di sviluppo. Allora, io non sono un tecnico, a me guardo bene esprimere giudizi su cose che non conosco, però credo che occorra una discontinuità rispetto a questo. L'ambiente deve essere una risorsa e come tale deve produrre reddito nel rispetto dello stesso, però al centro bisogna mettere l'uomo, perché è l'uomo che vive in mezzo all'ambiente. Nel 2050 ci sono proiezioni che dicono che in Sardegna saremo poco più di 1 milione di persone, vuol dire 300-400.000 persone in meno. Cosa significa questo? Che i nostri giovani stanno scappando da qua. Ma cosa serve preservare l'ambiente, un territorio, se poi verrà spopolato il territorio stesso? Perché lo devo preservare? Per quali condizioni? Allora qui dobbiamo fare le scelte, avere il coraggio di farle, dirle, io mi assumo la responsabilità. 450.000 ettari poi dopo si dice una cosa poi il contraddittorio. La Sardegna è quella che ha 450.000 ettari devastati. E io non ho detto niente, io non l'ho detto io. Lei ha parlato di preservare Stiamo parlando e volete il dibattito, volete il dibattito, mi fate se siete a parlare devi parlare. Il confronto nasce da queste cose. Io non dico di avere la verità, io dico che ho un punto di vista dell'esperienza che ho, per le conoscenze che ho, che facilmente può essere, come dire, contraddetta da altri, ma il dibattito a questo serve. Io ho questi convincimenti, posso sbagliare, ma sono i miei convincimenti. Da noi il nostro territorio e il futuro e il passato deve insegnare. Sono stati fatti degli errori molto ma molto gravi. Quando le stazioni minerarie terminate, il territorio è rimasto stuprato dall'ENI e dalle società, senza che fosse mai bonificato. È possibile che non ci sia stato un amministratore regionale, nazionale lungimirante che abbia pensato di imporre delle fideiussioni o di accantonare ogni anno una cifra X per le bonifiche di quei siti? Non l'ha fatto nessuno, solo promesse, accordi di programma vuoti di significato. Allora, se vogliamo imparare da questo, non dobbiamo dire no a nessuna iniziativa, va valutata bene, perché abbiamo bisogno di lavoro, perché il lavoro si fa con queste cose, valutiamolo bene. Ho detto prima che i nostri genitori preferivano morire a 48 anni pur di vivere dignitosamente. Vogliamo che i nostri figli continuino a emigrare? Facciamo una scelta oculata, il confronto serve a questo. Termino qua, grazie. Abbiamo in scaletta Lella Meloni, ex assessore dell'ambiente del comune di Siviglia. Attilio, visto che sei il bello carico, preparati dopo di Lella. Ti ringrazio. Intanto buonasera a tutti, ringrazio i signori che ci stanno ospitando e che mi danno l'opportunità, non mi sento? Che mi danno l'opportunità insomma di esprimere il mio pensiero. Molto vicino alla bocca, più vicino alla bocca. È particolarmente stimolante e impegnativo misurarsi su un tema così carico di importanza e di responsabilità. Il progetto Eleonora ci si confronta su due tesi contrapposte, una di cuore ambientalista e una economica.
che sembra non riescono a trovare un punto di incontro e aprirsi al dialogo. Ci sono tante iniziative a favore del progetto e tante contro. Il soggetto proponente cerca il dialogo con il territorio e con tutti gli altri soggetti portatori di interessi generali. Siamo ormai giunti a una discussione animata e partecipata. Questo tema è troppo importante per il futuro della Sardegna. Come partito non possiamo sottrarci dalla responsabilità di partecipare alla discussione. Permettetemi di porre qualche domanda. Si può conciliare il fabbisogno di 2 miliardi di metri cubi di gas metano dell'intera isola con le vocazioni ambientalistiche e agricole del territorio oristanese? Il permesso di ricerca approvato dalla Regione, che interessa circa 44.000 ettari di terreno in provincia di Oristano, con un progetto di trivellazione di un pozzo esplorativo di 2.850 metri di profondità, è davvero del tutto incompatibile con la presenza della più importante azienda cooperativistica agricola sarda, la 3A, che produce il 98% del latte vaccino sardo e che associa più di 200 aziende agricole, un patrimonio di oltre 29.000 capi di bovini. Ormai con il vento al contrario del progetto del gasdotto Algeria Sardegna Italia, il GALSI, insomma abbiamo sentito parlare abbastanza stasera, la Sardegna ancora una volta rischia di essere penalizzata e di restare l'unica regione d'Europa a non avere il gas metano. Mi chiedo, possiamo permetterci tutto questo? La Sardegna ha conosciuto molte scelte economiche, industriali, militari, che hanno lasciato il segno sull'ambiente, sulla natura, sulla salute dei sardi, anche se oggi le blocchiamo come opportunità di lavoro risanando i danni fatti dal dopoguerra. Ma questo scenario, che spesso viene ricordato soprattutto sul fattore rischi ambiente, può essere motivo dei no ad una nuova prospettiva di avere finalmente una fonte energetica pulita che mette cittadini e imprese sarde sullo stesso livello dei cittadini italiani ed europei. Nonostante gli interventi del garante della concorrenza in Sardegna, l'energia al consumo costa più cara che sulla terraferma. Il gas e le bombole costano quasi il doppio. La mancanza del metano incide pesantemente sul cittadino come sull'industria o sull'agricoltura. Dobbiamo rassegnarci a viverla come una calamità naturale. Io sono fermamente convinta che dobbiamo fare in modo che la politica, le associazioni, i cittadini, in un quadro di trasparenza, di certezze, di garanzie sulla tutela dell'ambiente e della salute di tutti, debbano trovare il modo di conciliare interessi che non siano necessariamente contrastanti e trovare un giusto equilibrio nel fare e nel dare risposte positive nell'interesse generale e collettivo di tutta la Sardegna. Per fare questo penso che intanto bisogna cercare di allontanare la discussione dai toni da campagna elettorale per ricordarsi della responsabilità che la Polis deve avere nella ricerca del bene comune e dei toni dell'integralismo ambientalista e del no a tutto ciò che può avere un impatto ambientale. In tutto il mondo è aperta la ricerca alle fonti energetiche alternative, al carbone, al petrolio. Il metano, come il solare, l'eolico, rappresentano le alternative più valide, sia come costi e sia come impatto ambientale. E mi chiedo, perché noi, avendo la possibilità di avere il metano in casa, dobbiamo rinunciarci? Magari continuare a sostenere l'estrazione e l'utilizzo del carbone per alimentare le centrali elettriche, dimenticando il peso inquinante che questo materiale dà e dei costi che ne derivano per l'uso civile e industriale. Agricoltura e turismo, piccole imprese artigianate, ok, va benissimo, ma l'economia sarda ha bisogno dell'industria, industria ecocompatibile, industria che utilizza risorse locali, industria che utilizza energia pulita. Senza industria non cresciamo e non diamo prospettive né a noi e né ai nostri figli. E tutti sappiamo bene di quanto bisogno ci sia di impresa, di lavoro e di dignità per la nostra Sardegna, che purtroppo ha il triste primato di avere le province più povere d'Italia.
non dobbiamo e non vogliamo accettare tutto pur di avere un salario, ma non possiamo neanche rinunciare a fare in modo che si operi nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini, ma che si operi. La logica prioristica, che tutto quello che può inquinare è da condannare perché fa danni, è pericolosa, perché può stimolare contrapposizioni tra comparti produttivi, tra associazioni e rappresentanze territoriali. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento, tranne che di crociate ideologiche, massimaliste e dannose per tutti. Il metano, l'energia a basso costo, può rappresentare non solo il richiamo per nuovi investimenti produttivi in Sardegna, ma anche l'opportunità per ridare allo stesso sistema agricolo sardo capacità di competere sui mercati nazionali ed europei sempre più difficili per le nostre aziende agricole. Così pure le aziende artigianali. I nostri prodotti di qualità scontano alla base un prezzo energetico molto alto che rischia di metterli in maniera definitiva fuori mercato. Il metano in terra sarda va vissuto come un'opportunità e non come una minaccia. Bisogna costruire un tavolo permanente regionale che vigili sulle procedure e sui rischi ambientali con la necessaria autorevolezza ma senza appesantimenti operativi. È necessario ricercare ogni forma di collaborazione tra i diversi soggetti politici, tra rappresentanze datoriali e sindacali, tra organizzazioni ambientalistiche e sociali, per vigilare tutti assieme sulle garanzie del rispetto per l'ambiente e sulle ricadute economiche concrete e misurabili per il popolo sardo. Ad esempio, una percentuale sul prodotto estratto, uno sconto consistente sul prodotto commercializzato in Sardegna. Devo confessarvi che non ho grande fiducia e ottimismo sul buon fine del progetto Eleonora, vista la non decisione del Consiglio regionale dei giorni scorsi e viste le imponenti divisioni presenti più o meno in tutti i partiti. Ma la Sardegna ha bisogno del metano e chi dice il contrario non vuol bene né la Sardegna né i sardi. Attilio Piras, ex venditore di macchine. Pensavo che lo voce qualche macchina, poi sentito gridare. Buonasera, Attilio Piras di Fuzzu, uno dei paesi coinvolti nelle perforazioni. Noi non ne sappiamo niente, sono venuto qui cercando di capire qualcosa in più. E diciamolo anche, da socialista che non vota socialista, speravo in qualche novità, visto che è una riunione socialista, perché c'è scritto anche nel manifesto. E forse anche ci sono stati degli errori, non invitare tutti i sindaci e comuni interessati nelle perforazioni del Medio Campidano, quindi Villa Storica, Fuzzu, Palermosa e tutti gli altri. E tra l'altro manca, secondo me, sono le mie riflessioni, quindi perdonatemi se sbaglio, delle persone preparate, perché io volevo capire esattamente cosa c'è dietro queste perforazioni. E con tutto rispetto per Tori, che ha iniziato molto bene dicendo noi vogliamo essere padroni del nostro territorio, delle nostre ricchezze, io ho la sensazione di essere ancora schiavi. Poi ho visto che tu eri favorevole alle perforazioni e secondo me, Tori, scusami, non sai esattamente cosa c'è dietro questo qui, perché bisogna essere esperti e capire che gioco sta facendo la Sardex, questa società della SAR, con 10.000 euro di capitale sociale. Mi sembra, con 10.000 euro manco un pacchetto di sigarette ti finanziano, e addirittura queste perforazioni. Io ho provato a leggere qualche cosa di queste perforazioni, poi non so, nel sito della regione, e non sono, c'era prima un particolare che diceva che non sono perforazioni pericolose. Per esplosione vengono generati impulsi meccanici tramite l'azionamento di piccole cariche esplosive alla superficie del terreno. Per ogni profilo sismico si esegue e continua così. Vabbè, non riuscivo, bisogna avere per sito del sito della regione. E Buggerro che ha parlato, non so cosa volesse dire, è un paese devastato e noi siamo stati schiavi. Allora io voglio ricordare una cosa, noi siamo produttori in Sardegna di energia,
non voglio dire un 20, un 30, ma tante che non riusciamo a esportare, perché il capitotto non basta. Noi abbiamo qui 450 ettari di terreno devastato, e allora 50.000, bravo, correggimi spesso. Però abbiamo Villassoro, Decimo Ortuzzo e Palermo, 1000 ettari di ottimo campilano che sono andati a delle multinazionali straniere. In questo momento 50 società straniere hanno presentato alla regione dei progetti di quel sentito di cessate. Quindi tra Decimo Ortuzzo, Villassoro, 1000 ettari di campilano che vanno via, e in questo momento in qualsiasi frutta e verdura di Serramanna il 50% della frutta e verdura arriva dalla Spagna. A Palermose il termodinamico è Florentino Flores, il presidente del Real Madrid, che grazie ai contributi che gli diamo noi, pagati anche con le nostre bollette, lui viene qui, oltre che portarci la frutta, ci porta via quel contributo. Secondo me c'è qualche cosa che non va in Sardegna. Noi continuiamo così a chinare la testa e a permettere questo scempio così di territorio, perché quando tu già non produci grano, pieno, per catturare su tutti gli edifici, intenzionalmente anche qualcosa, no, nulla. In più produciamo energia e non riusciamo a esportare. Sul Shofu, se qualcuno va a prendere il giorno dell'inaugurazione, io ce l'ho qui, parla di una meraviglia, parla di tutto, tipo corrente per 10.000 famiglie, corrente per 50.000 famiglie, ma cos'è gratis? E già il giorno dell'inaugurazione sembrava che la corrente era gratis. Allora, di questo scavo che la SARS vuol fare, nessuno sa esattamente come funziona. Se questi trovano il gas, mi sai dire che torna a conto di altri comuni di Serramanna? Secondo me non lo sai. E adesso dico una stupidaggine. Secondo me loro parlano delle royalty dopo 100. In poppa da 99 e non sono manco grande. È una scemenza questa. Secondo me non è una scemenza. E se fanno questi? Perché possono fare quello che vogliono. Quindi secondo me noi sappi ci dobbiamo svegliare, organizzarci e cercare di capire e essere corretti. Ma infatti l'unico, e io sono contento perché l'unico che ha parlato che non è favorevole è Mauro, onorevole Mauro. Allora cerca almeno di capire quello che ha detto Fini, perché altrimenti diventa va bene. Voglio dire, qui c'è da capire molte cose, c'è da capire, però almeno allora noi siamo favorevoli per queste preparazioni, sì o no? Io sì, qui ho capito, e mentre adesso l'onorevole Pila ha detto attenzione, vediamo qui, vediamo là. Qui non è che la SARS, attenzione a chi deve, sì, ma non è che la SARS si mette a perforare, non sa quello che sta facendo, la SARS sa già quello che sta facendo, perché la legge glielo permette. Ma noi stiamo parlando di siamo o non siamo d'accordo a utilizzare il metano, punto. Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, è un'opportunità o non è un'opportunità? E Mauro dice giustamente, se lo gestiscono i sardi, la titolarità sta... Ma dove è scritto che lo gestiscono i sardi? Dove è scritto? Dove è scritto? Ma 40 persone qui gestisci questo, quando ormai i sardi non vanno più manco a votare. Qui se non riusciamo a capirci e diciamo le cose come stanno, continuiamo a perdere tempo, come purtroppo per me è stata questa riunione, non è andata a buon fine, perché poteva andare molto molto meglio, invitando le persone e creando un vero dibattito con persone preparate. Chiedo scusa, grazie. Per informazione di signor Attilio, sono stati invitati tutti i sindaci che governano il territorio e sono interessati a questo studio. Tutti i sindaci. Sì. Se non sono venuti, che ho detto, ma quando non si raggiunge un risultato bisogna capire se c'è stato qualche errore. Ma tu mi dici, non avete aiutato voi? La realtà è questa, Attilio, ma noi ti abbiamo lasciato parlare, tu hai detto qualche cosa anche qui sbagliata. Ma scusa, Mauro è stato invitato e va bene, ok, non viene, va bene, passiamo all'ordine del giorno, non abbiamo 4 iscritti ancora, se ce ne sono altri che si devono iscrivere possiamo anche cenare qua se volete. Adesso ho scritto a parlare Marco Macioni. Dopo il televisore sarò previsto.
Buonasera a tutti, sono Marco Maccioni, consigliere dell'opposizione di questo comune. Mi ha fatto piacere che siamo sentiti con interesse, mi ho invitato, comunque sarò brevissimo perché l'ora è tarda. Allora, qui si continua a parlare di carbone, metano, stiamo parlando di arborea, mediocampidano, stiamo parlando di cose molto diverse. Io concordo con l'onorevole Pili, con il signor Azuni sul fatto che si è qui oggi per dibattere se è giusto o meno. Cioè si deve arrivare a un punto tale di capire se conviene o no. Poi chi gestirà, chi non gestirà, quello lo farà la regione, inviterà i sindaci, inviterà le persone, gli ingegneri, i tecnici, come è stato fatto stasera, mi fa piacere che ho sentito varie campane, perché sono venuto perché voglio informarmi, io sono un amministratore, il mio piccolo voglio informarmi. Si parla di arborea è normale che dice di no, che non vuole dei pozzi di estrazione di gas, perché arborea è una realtà, come è stato detto in precedenza, è una realtà che in Sardegna è ricca, hanno le risaie, hanno la 3A, per chi non lo sapesse, la Tetra Pak, multinazionale dei BRIC, quelli che tutti i giorni però sperimenta molte delle sue macchine arborea. Quindi anche io dico, vabbè, perché andare all'arborea? Arborea vive del suo, sta bene, è una bella realtà, lasciamola com'è. Andiamo nel Mediocampidano, il Mediocampidano non si può fare, invitiamo le parti. Saras vuole fare la trivellazione qui, ok, la regione, vogliamo il 30% dei guadagni sugli utili, qui stai parlando di utili, no? In più posti di lavoro. Poi inquina il gas, bene, non inquina, certo che inquina meno del petrolio, il petrolio inquina tantissimo, tutti i giorni, i mezzi di trasporto, il gas, si inquina tutti i giorni col petrolio, il gas no, costa molto meno. Io non sono né a favore né contro, per carità, io sono qui per farmi l'idea come magari la maggior parte di voi. Dico solo che prima di dire sì o no, anche io ci penso, valuto se veramente c'è una convenienza nel farlo. Questa volta ci può essere, perché come ha detto qualcuno prima, siamo molto indietro qui in Sardegna. Cioè, io vedo a Londra, sono andato a Londra in viaggio, mi sono girato sul Big Ben e a fianco c'è una pala eolica. Nessuno dice mezzo bar. A Londra si risparmia, spendono meno di corrente elettrica di qua in Sardegna che in Italia. Cioè queste cose, l'ex sindaco Sandro Maroggio ha citato la sopra elevata qui sarà mano e cavalca ferrovia. Io vengo gli anni governava mio padre ed è stato eletto il signor Cadao qui. È stato un progetto che ha portato un beneficio a Serramanna, la gente lo utilizza tutti i giorni per camminare, il paese è meno trafficato, meno inquinamento dentro il paese. Allora, una volta tanto, guardiamo le cose. Una volta tanto, vediamo bene le cose come stanno. Come andare con l'onorevole Pili, Alcoa, Eurolumina, chiudono perché? Perché pagano milioni di euro di corrente ogni anno. Col gas non avrebbero questi problemi, gli altiforni andrebbero tranquillamente. Sicuramente poi la bonifica, perché tutti utilizzeremo il gas, perché è una fonte innovativa, che costa meno, che può portare dei vantaggi, allora si deverà dal petrolio. Sara si può andare lì, ma la regione poi dire, oh, tanto ormai non stai fa, pulisci quello che hai fatto e continua, fai una riconversione, non si parla mai di riconversioni qui in Sardegna. Alcoa chiude, non si può riconvertire. Comunque, ripeto, mi fa piacere essere venuto qui a ascoltare i tecnici, l'onorevole Pili, gli altri che non conoscevo, qualcuno mi ha fatto una buona impressione. Però ripeto, prima di dare una conclusione affrettata sì o no, vediamo veramente come sono le cose. Poi il tempo dirà, non lasciamoci perdere un'occasione che può essere buona, secondo me, che va monitorata, quindi mi rivolgo all'onorevole Pili, che più di tutti noi più tempo può, ma mi rivolgo anche altri politici, e quindi veramente questa volta cerchiamo di vedere se ne vale la pena o no. Se ne vale la pena facciamolo, perché porterà un contributo sia economico che un'innovazione futuristica, soldi in più nelle nostre tasche, tra virgolette. Se non ne vale la pena si dice lasciare la sgassa e rivederci, non ci interessa. Grazie mille, buonasera. Grazie Marco. Siamo finiti a parlare adesso Salvatore Pani e Daniele Pani.
due pani vicini. Uno è come stato costretto il pane Salvatore. Ma è in caso questa l'ora oppure Se ci vuoi fare la cortesia, deve rapportare Lascialo fare con vecchio Nerone. questa occasione mi consente di fare delle valutazioni che non riguardano tanto il tema in discussione, che mettano sì, mettano no, convenienza, non convenienza. Mi preoccupa invece ciò che è il substrato su cui nasce questa promozione di dibattito. Cioè, noi siamo ad un livello culturale che deve preoccupare tutti, specialmente i giovani, visto che molti anziani ancora o se lo sono dimenticati o non sono mai posti in programma, che non consente alla gente, al cosiddetto popolo, di cui nessuno parla più, di partecipare attivamente. Attenzione, ci sono dei metodi subdoli perché la gente non partecipi e sono quelli in completa malafede che preferiscono non partecipare, tentando di azzoppare anche i cavalli che vorrebbero partecipare, e non, la cosa più grave poi, non solo non partecipando ad un dibattito, ma non partecipando alla discussione del problema. Allora, sembra strano che le ultime non idee, le ultime sparate, che per me sono solo sparate da bar, che hanno fatto pseudopolitici italiani, sono quelli che hanno avuto una rilevanza enorme, una partecipazione enorme, da mandare un sacco di gente in Parlamento. Ma da dove nascono queste squadre? Nascono dalla subcultura che specialmente la sinistra ha dimenticato, cioè dimenticando il compito che aveva, che innanzitutto era quella dell'emancipazione delle masse, mi riferisco a un secolo e mezzo fa. Ora, ditemi per quale motivo oggi qui non c'è un parlamentare di squadra, perché io ritengo questo signore qui un parlamentare che non è incasellabile nelle squadre, per cui la sua indipendenza politica lo porta ad essere così libero da poter partecipare ed esprimere quel che pensa in qualsiasi dibattito. Ma voglio dire, gli uomini del territorio, come mai qui non c'è il sindaco di Serramanna? È grave. E quindi non è da imputare, qui è fallito perché non sono venuti. È fallito, io non lo direi, perché anche pochi, e io sono di quelli che sono stato minoranza anche quando il mio partito era maggioranza, dico anche pochi, se credono in qualcosa possono rappresentare un nucleo che può lavorare ed espandere sul territorio quella informazione che altri nascondono. Qui ho fatto per parte mia squisitamente culturale e politico. Sul discorso tecnico delle perforazioni, come devono essere fatte, le garanzie, eccetera, sicuramente ci saranno grandi esperti, sicuramente.
mi limito solo a dire che metodologicamente non è giusto far similitudine o credere che la nostra scienza acquisita, senza avere anche tantissima esperienza, possa essere usata come codice invalicabile dove ognuno ha ragione. Perché per esempio dico che le argille del Miocene e del Pliocene di questo territorio qui e dell'ultimo periodo del terziario e dell'inizio del quaternario non sono identiche a quelle situazioni dell'India, ma quello è un fatto che qualcuno potrà discutere altrimenti. Ed è completamente diverso anche tutto all'altro, perché qui infatti non si hanno i sistemi tellurici di sangue. Però non è questo il problema è un altro. Per quale motivo la gente che dovrebbe partecipare non c'è? Perché il problema più grave, il vuoto più preoccupante, sapete dove sta? Che qui si è arrivati al punto di aver paura di dare la patente a qualcuno perché succedono incidenti stradali, anziché governare. Per esempio, l'ultimo intervento mi ricorda che a Villasol si vede che c'è un sindaco che non governa, perché quei 28 ettari a serra erano stati presentati come, io non so che produzione facciano lì, non lo so, perché in un periodo lo sapevo e poi siccome fosse lo scomodo perché ponevo i problemi con meno energia da lui Monsenori canto ben cui comunque in francese non fa niente. Allora, anche l'ora è tarda, sì, è tardissima, infatti se ne è sprecata moltissimo. Ora, il discorso quindi va riportato all'essenza. La classe politica è completamente assente, ma voi avete idea di come invece funziona o non funziona la burocrazia? Ma non solo per gli esempi che ha portato Mauro Pino, ma per qualsiasi pratica che uno ha la disavventura di presentare. Mi sapete dire qual è il motivo di tipo ambientalistico che ha consentito ad un funzionario della regione di mettere un articolo nell'ultima legge approvata nel 2012 che riporta il piccolo eolico, il micro, il mini eolico a dover chiedere il via? Naturalmente io che sono un ingenuo dico o si paragona, si azzera tutto e quindi saranno i grandi parchi che hanno molti soldi e sono più convenienti ad andare avanti, e così evitiamo che quel disegno che ciascuna aziendina potesse avere o il suo piccolo fotovoltaico o il suo piccolo eolico in pratica non riesce a bene, perché i costi solo per la pratica già si fregano gran parte. L'ultima cosa, mi chiedo se noi riusciremo a superare proprio questo handicap, e cioè capire che prima di dare un ok, un'autorizzazione, bisogna discutere. Non capisco perché si arrivi già al tavolo della conferenza di servizi con errori così macroscopici come sono stati riportati. Questo è un segno brutto, non per quella pratica, perché signori miei in tutte le pratiche c'è la superficialità totale di gente che è pagata per lavorare e non lo fa. Ho due ricorsi in giro per agricoltori, perché di loro mi occupo, si sono permessi di dire di no senza aver letto il ricorso, ed è tutto documentato.
dal TAR bisogna che si vada in procura, cioè questo è il rapporto tra burocrazia e cittadino, che è questo che crea i malumori, perché la mancanza di fiducia. L'ultima cosa è questa: mi sapete dire per quale motivo un'iniziativa sorta a Serramanna, di cui io sono stato il promotore, quindi penso di conoscerla, è sotto, cioè non so manco cosa dire, ma per evitare malintesi non c'è il governo da parte dell'amministrazione comunale perché, per esempio, quell'iniziativa sia verificata. Starà rispettando o no il protocollo firmato? Ma lo sapete dire se c'è in comune un dibattito, se c'è un ufficio comunale che va a vedere? Adesso è da qualche anno, per cui nel primo periodo benissimo. Adesso, ma non per andare contro, dico perché essendo un territorio comunale deve. Mi sapete dire per quale motivo? Ripeto, è un'iniziativa che avevo portato avanti, quindi ci credo, ma per quale motivo mi risulta che ancora non siano stati pagati i canoni al comune? E questo è un metodo che fa in modo che le giovani generazioni, le giovani generazioni abbiano tanta di quella sfiducia che non è facile neanche contrastare. E siccome tutti siamo stati giovani, tante volte abbiamo generato, però è bene che si paghi da giovani e si Grazie, però i prossimi interventi, una gentilezza. No, avreste voluto dirlo in partenza, io non te l'ho voluto correggere da subito, perché sì, quando si inizia 10 minuti, 5 minuti e non siamo perfetti, lo sappiamo, non ce ne stanno ancora che ci offendiamo tra noi, no? Daniele, se vieni. Daniele Pani. Pane di un forno e pane dell'altro, da questa parte per distinguere il pane. Ma intanto buonasera a tutti. Intanto ritengo che non è una serata sprecata, perché laddove c'è dibattito comunque ognuno va via arricchito, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista politico. Io penso che noi sardi dovremmo rinnovarci in termini culturali e cambiare un attimino. Per entrare poi nell'oggetto del discorso di questa sera vorrei fare una piccola premessa politica, perché poi è vero che noi abbiamo dei nemici, così come è stato detto, Enel, ENI, Salas, perché le fondazioni poi sono loro che le alimentano, però noi sardi non ci preoccupiamo mai di capire quanto paghiamo il denaro. Noi avevamo una banca, il Banco di Sardegna, che poche volte ho sentito parlare anche nelle sedi istituzionali, che è stata regalata, ma proprio regalata. E quindi anche questo deve essere uno degli elementi da inserire nelle rivendicazioni che noi sardi vogliamo fare. E siccome ci hanno già portato via quasi tutto, spesso anche per colpa nostra e per scelte nostre, perché noi quando c'era il referendum per abolire le partecipazioni statali, che avevano un senso nella partecipazione di un'insularità come la nostra, abbiamo votato all'85% per abolirle. Non ci dimentichiamo, noi abbiamo il vizio, noi sardi, di delegare troppo. Sarebbe bene che oggi incominciamo a occuparci di più delle cose che interessano la Sardegna e sollecitare davvero quello che deve essere il cambiamento in una Europa delle regioni, perché noi spesso questo ce lo dimentichiamo. E per arrivare all'oggetto del discorso, se il metano è una risorsa o no, io penso che il metano sia una risorsa.
penso che noi dobbiamo avviare un processo di indipendenza, e quindi avviare il processo di indipendenza vuol dire avere anche la nostra autonomia in termini di energia, laddove abbiamo la migliore posizione per quanto riguarda il solare, laddove oggi abbiamo l'opportunità di utilizzare una materia che ci dovrebbe risolvere tantissimi problemi. Quindi io penso che noi dobbiamo fare un cambiamento in termini culturali. Se qualcuno non vuole partecipare a questi dibattiti, dove sono le cose? O non gli interessano o è troppo interessato. E siccome in questa regione di troppo interessati ce ne sono tanti, vi faccio un esempio. Guardate la legge elettorale che vogliono andare a fare per il rinnovo del Consiglio regionale. Cioè noi abbiamo una serie di problemi, qualcuno lo diceva prima, i sardi non vanno più a votare. Male per quei sardi che non vanno più a votare, perché il diritto al voto è stata una conquista che è stata fatta con delle persone che ci hanno rimesso anche la propria vita. E allora se noi sardi ci vogliamo risvegliare ed appropriare delle nostre risorse, dobbiamo incominciare a delegare sempre un po' meno e agire un po' di più, capire perché un parlamentare è in movimento e perché altri sono assenti. Io provengo da una zona, la Sardegna è bella, che se fosse stata in una zona diversa l'avrebbero anche individuata come zona ad alta densità mafiosa, perché quello che avviene nel nostro territorio non avviene da nessuna parte. È buon testimone l'amico Mauro. Nel nostro territorio ci sarebbero un'infinità di risorse da valorizzare, bonifiche non partono, gli enti sono commissariati e suo malgrado quando ha provato a fare anche qualche battaglia non c'è riuscito, perché poi ognuno veste la sua casacca e l'interesse dei noi sardi o dei noi cittadini di quel territorio magari non ci sono. Quindi il gas, il metano è una risorsa che va valorizzata. Qualcuno lo ha detto all'inizio, ma va valorizzata incominciando a dire quello che noi vorremmo. Io sono stato amministratore di una città e abbiamo messo, vi faccio un esempio, ho posto tantissimi impianti sportivi, sono ancora lì che nessuno li gestisce, perché prima li mettiamo a posto e non affianchiamo il progetto di sostegno, quindi di gestione. Quindi anche di fronte a questa esigenza il metano può essere una risorsa. Chi la gestisce? Come la gestiamo? Se il metano dovrà essere verificato, la valutazione di impatto ambientale, tutto quello che ci sarà da fare, ma nel frattempo ci stiamo attrezzando per fare una battaglia e fare uscire allo scoperto quelli che non ci sono, perché chi non c'è è interessato. Le fondazioni oggi sono lo strumento per far tacere tantissimi personaggi che a livello nazionale e a livello regionale non si devono scontrare con nessuno. Allora, di fronte a questo, mi rivolgo anche ai giovani, che sarebbe bene che le battaglie le facessero però in termini costruttivi. Le battaglie vanno fatte dicendo: mi sta bene che ci sia questa risorsa perché mi può risolvere un problema, non mi sta bene che la gestiscano i soliti noti, non mi sta bene che una regione, forse è stata la peggiore che abbiamo avuto in questi ultimi 30 anni, ancora una volta non voglia fare le cose come devono essere fatte. I dati che sono stati letti sono dati proprio, signor Piras, magari questo le interessa, perché i dati che vengono letti, la colpa è della inefficienza politica e dell'inefficienza dei dirigenti, della macchina burocratica, che però noi un ruolo ce l'abbiamo, possiamo vigilare, non dobbiamo solo delegare, ci dobbiamo attivare. Oggi qua siamo una cinquantina di persone, se ognuno di noi si attiva per quello che può fare, io sono sicuro che queste iniziative hanno un senso.
Però non abituiamoci solo a delegare. E voglio sposare una frase che non è mia, che però c'è un uomo rivoluzionario nella Chiesa, si chiama Francesco, è sotto gli occhi di tutti quello che sta facendo. E concludo con questa frase, è sua. Lo dico soprattutto alla giovane: non facciamoci rubare la speranza, perché per noi il metano è una speranza che ci può dare una mano, e questa è una cosa che tutti noi potremmo fare vigilando, non delegando. Mi sarei voluto addentrare non sotto l'aspetto tecnico, però visto l'orario vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Daniele. Allora sono due iscritti a parlare, un'ennesima preghiera, facciamo un intervento molto rapido. Marisa Molia e poi il signor Ligi di nome Simone. Penso che siamo pochi, volevo solo dire una piccola cosa, piccola dal mio punto di vista. Noi in Sardegna facciamo delle battaglie solo per avere 2 soldi per le bonifiche, 2 soldi per la cassa integrazione. Invece dovremmo iniziare a pensare che una classe dirigente, iniziare da imprenditori, politica, burocrazia, visto che io sono il burocrate e sono stata messa in causa, dovremmo essere noi artefici del nostro sviluppo. Nel momento in cui però nessuno di noi, perché basta vedere la Costa Smeralda, non la volevamo, però ha prodotto ricchezza, però non è un modello di sviluppo creato dal sardo. Anziché andare sempre dalla politica a elemosinare o a dire tutto contro il mercato, contro questo, la Sardegna qua, la Sardegna lì, noi tutto quello che abbiamo per poco di ricchezza l'abbiamo tutto in contatto. Noi sardi, perché tutti noi non siamo stati in grado di proporre niente. E tutto quello che c'è, sì, siamo contro le miniere che non deve stato il territorio, però non c'è stato un sardo che abbia detto sfruttiamo le miniere, facciamo così, colà. Sempre qualcuno che è venuto da fuori. Quindi è inutile continuare con questa assemblea, secondo me il pubblico è anche stufo, perché uno non deve solo produrre lamentele, ma deve produrre delle alternative, e alternative di noi sardi non c'è nessuna proposta. Grazie. Col microfono. Sei breve, ci fai anche una cosa. Sì, no, io volevo giusto dare 2 piccole precisazioni. Innanzitutto il fatto che non è, come ha ricordato l'onorevole Pili, che prima avevano accettato il progetto Arborea e poi hanno chiesto la valutazione di impatto ambientale. Hanno chiesto la valutazione di impatto ambientale semplicemente perché si è formato un comitato cittadino, ha messo in moto un certo tipo di movimento e ha fatto sì che la regione prendesse atto di questo movimento e ha dovuto chiedere la valutazione di impatto ambientale dovuta per un progetto di questo tipo, a mio parere, perché quando si va a cercare nel sottosuolo a un paio di chilometri è dovuto capire un attimo che cosa possiamo creare all'ambiente. Questo è un piccolo dettaglio. Un altro piccolo dettaglio sul fatto che la 3A ha chiesto di poter installare un serbatoio. Il serbatoio stava all'interno della ditta 3A. Il progetto è stato bocciato dal signor Viola, che contemporaneamente redigeva il documento di valutazione di impatto ambientale della Saras, tanto per dare dei punti. Poi sul fatto che siamo ricattati dei prezzi non c'è nessun dubbio,
e mi chiedo appunto, mettiamo che siamo favorevoli al metano, perché a me il metano non dispiace dare in mano il metano alla Saras, mi dispiace molto. La regione non potrà farci niente, perché non è la regione che ha detto ci serve il metano, chiediamo a un'azienda di sondare il territorio per vedere se il metano è presente. No, è la Saras che ha detto ah, c'è del metano, io voglio prenderlo. La regione all'inizio ha detto non ci sono problemi, poi i comitati cittadini si sono opposti e di conseguenza si è dovuto iniziare un iter burocratico che vedremo, e i tecnici valuteranno quello che è il loro compito valutare. Mi chiedo anche un'altra piccola cosa, sono stati invitati qualcuno e qualche rappresentante della Saras, così curiosità. Non ho risposto a alcuna delle mie domande? Evidentemente sì. Poi, il metano è una risorsa pulita rispetto a che cosa? È il combustibile fossile meno inquinante. Ciò non significa che è pulito. Neanche il fotovoltaico è pulito, senza ombra di dubbio, però più pulito del metano. L'eolico per me è più pulito del metano, anche quello. Sì, per me. Ma non solo per me, perché quello, ripeto, il metano è un combustibile fossile, così come lo è il carbone, che stiamo continuando a bruciare, anche se non è esattamente carbone, ma è lignite, quella del Sulcis, e poi volevo fare un'associazione così. Nelle stesse zone, in Sardegna, che è la regione più inquinata d'Italia, le province più inquinate d'Italia, casualmente il Sulcis e il Cuspinese. Poi abbiamo rappresentanti, io sono di Cuspini, di Arbus, conosciamo benissimo il Rio Irpi, in che condizioni sta, e che consiglia regionale, benissimo. Il Rio Irpi, un ottimo esempio. Provinciale, perdoni. Casualmente abbiamo la concomitanza, cioè le posizioni più inquinate sono anche le più povere. Mi metterei qualche dubbio, giusto in questioni di sviluppo, e anche le più industrializzate, perché non dimentichiamo che sono le più povere, le più industrializzate e le più inquinate. Perciò questa industria ha portato fiore di benefici, li stiamo valutando in questo momento. Il fatto che la regione sarda, o meglio la nazione io la chiamo, perché non è una nazione partita ma è una nazione a tutti gli effetti, sia in mano a degli speculatori sul fatto dei trasporti, perché per muoversi in Italia dobbiamo prendere navi che ci costano quello che ci costano, e per venire qua a fare turismo, dato che noi abbiamo una vocazione turistica, il signor Pini, con l'onorevole Pini, sta facendo le sue battaglie, nonostante il suo partito o chi l'ha candidata adesso alle ultime elezioni ha permesso questo con una privatizzazione della Tirrenia selvaggia, perché io ricordo che il governo c'era Berlusconi. Se ricordi male, ma comunque vabbè, ricordo male. Nel 2006 c'era Prodi, primo nell'ultimo hanno sbagliato sia l'uno che l'altro. Sì, senza ombra di dubbio, non ci piove, su questo non ci piove. Dobbiamo fare errori. Io ho votato contro prima e dopo. Perfetto. E sono stato l'unico. Io... Perché continua a candidarsi con quel partito allora? Dai, che abbiamo un'altra. Dovete essere breve, dai. Sì, chiudo io, mi dispiace, qualcuno si è dilungato, lo chiudo io. Ah, allora mi scuso con chi mi sta seguendo. No. Niente, noi abbiamo la possibilità di avere dell'energia se la regione si mettesse in testa di fare energia, senza che la regione desse ancora in mano a speculatori dell'ultimo minuto i parchi fotovoltaici, i parchi termodinamici, i parchi eolici
e tutto quant'altro si mettesse in testa di fare lei in prima persona energia e fare questa benedetta concorrenza a Enel e a Enel. E il GPL costa di più per lo stesso motivo per cui c'è stato un prezzo di cartello e ci sarebbe, anzi quando ci sarebbe neanche il prezzo di cartello perché l'unico produttore sarebbe Salasti, il metano, perciò non ci sarebbe neanche il dubbio. Grazie. Grazie a te. Ma io li chiudo solo ringraziando tutti i presenti e anche la pazienza che avete dimostrato di ascoltare le nostre ragioni. Io giudico l'iniziativa di oggi promossa dagli amministratori socialisti un bellissimo evento e vorrei chiuderlo nella speranza che si apra davvero un dibattito per come si è aperto oggi. Guardate che non è semplice. Gli elementi essenziali di stasera fondamentalmente sono un messaggio politico che ci ha trasferito un onorevole della Repubblica che dice, e quindi fa autocritica anche lui, attenti che un elemento delicato come la politica energetica, che è il presupposto perché ci possa essere qualsiasi politica di sviluppo, va messa in mano a classi sociali, politiche, dirigenti all'altezza del momento. E quindi lui dice: il metano può essere l'occasione per verificare davvero se abbiamo questa consapevolezza. Daniela Conca, se ti intrattieni 2 minuti volevo darti 2 risposte. Bravo. E quindi è una scommessa mica da poco essere in grado di produrre gestione di politica energetica e addirittura essere titolari di una risorsa come il metano che in termini potenziali si dice che sia sottoterra e che bisognerebbe tirarlo fuori. Io su tante cose che ha detto Pili le condivido, però per attuare le cose che dice Mauro noi abbiamo bisogno di tanta pazienza, di tessere una tela complicatissima e dovremmo, se ci crediamo, uscendo da qui, fare tesoro di queste parole per vedere se riusciamo davvero a fare aggregazione politica da questo punto di vista. Io chiedo solo rispetto in queste occasioni, rispetto a chi ascolta, perché guardate, io spesso i contrari a qualcosa, ma ho l'ambientalismo qualche volta irrazionale, mette in un'assemblea elementi che sono sconosciuti all'assemblea. Cioè, quando si dice guardate cosa succede in Emilia Romagna, che sta diventando un disastro in un'assemblea e non abbiamo elementi in mano per verificare se è vero quello che sta... Io come fare, c'è internet. Sì, no, certo. Io so solo una cosa, che delle regioni italiane forse l'Emilia Romagna è sicuramente da condannare su certi aspetti, ma è da prendere a esempio su tante cose. Insomma, io credo che se quel sottosuolo a Parma hanno 250 pozzi che producono metano tutti i giorni e sono i migliori produttori di derrate agroalimentari che vengono in tutto il mondo, cioè riescono a fare il parmigiano meglio del nostro pecorino, pompando metano da sottoterra. Non si può dire che l'Emilia Romagna, perché pompa metano, il miglior prosciutto lo fanno loro, poi ne facciamo qualcuno buono anche noi al coso e al desulo, ma non siamo in grado di produrre prosciutti.
le migliori derrate alimentari sono in quella regione. Perché usate argomenti che non sono utili neanche a voi contrari del no, non sono utili. Quando si dice il Texas lanciamo un allarme, quando si dice si muore di cancro, cara Daniela, lo sai che negli ultimi 50 anni le popolazioni mondiali dei paesi sviluppati hanno avuto un miglioramento nella vita media di oltre 30 anni? Oltre 30 anni. Prima, scusa, ma nelle società sviluppate, mica nelle società retrograde. Ma se è migliorata di oltre 30 anni la vita media dei cittadini, vuol dire che questi paesi sviluppati hanno messo, cioè lo sviluppo lo hanno fatto l'industria, e senza industria non c'è ricerca. E allora non neanche malattie però. Ma santo Dio, ma scusa, scusa, senza polemica, sono dati oggettivi. No, non è che dobbiamo riaprire un dibattito. Io dico solo questo: nel mondo sviluppato io vorrei che questo vantaggio ce l'avessero anche i paesi sottosviluppati, che invece i bambini quando sono fortunati muoiono all'età di 5 anni. Vorrei che fosse esteso questa possibilità, ma i paesi sviluppati hanno innalzato, quindi hanno nella modernità, pur sbagliando tante cose, eccetera, eccetera, è migliorata la vita dei cittadini. Tu per venire qui metti in moto la macchina, mica vieni in bicicletta. Sì, io vengo in bicicletta. Vieni a Serramagna, vieni a Serramagna. Quando vai a Cagliari a lavorare, come ci vai? Vado in treno. In treno come si muove? Uno per tanta gente. No, ma come si muove il treno? Allora, Emilia, venite il 20, c'è un uomo che viene dalle Emilia e vi dirà che cosa è successo. Ma ce n'è un altro che viene e vi dice il contrario. Comunque vi ringrazio a tutti per la partecipazione e anche per questi vivaci scambi di valutazioni. Grazie.